Buona giornata, ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei telegiornali di Antenna 3 che come sempre vi terrà compagnia fino alle 14:30 con tutte le ultime notizie della mattinata e della giornata. Iniziamo subito a parlare della situazione del contagio da coronavirus nella nostra regione. I dati purtroppo non sono buoni, tra poco vedremo quelli relativi al primo bollettino di giornata dell'azienda Zero. Certo è che le ultime indicazioni sono preoccupanti sia per quanto riguarda il numero dei contagi sia per quanto riguarda decessi e ricoveri. Proprio per questo il governatore Zaia ha annunciato una nuova ordinanza che prevederà delle misure più restrittive, in particolare nei fine settimana, un'ordinanza che verrà firmata di concerto anche con le regioni in fascia gialla confinanti, cioè il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, ed è in corso appunto un incontro tra i governatori proprio questa mattina. Ieri c'è stato invece l'incontro tra la regione e i sindaci, i primi cittadini dei comuni capoluogo della nostra regione per concertare delle misure che siano appunto concordate anche con i primi cittadini che hanno esposto quelle che sono le criticità dei propri territori. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Skype il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Buongiorno, allora cominciamo subito con la situazione, no? È sicuramente preoccupante, avete espresso le vostre preoccupazioni, le vostre perplessità in relazione anche a quanto si è visto negli ultimi giorni un po' in tutte le città e non solo della nostra regione. Nello specifico, che cos'è che vi preoccupa maggiormente? Direi che la cosa che ci deve preoccupare più di tutti è l'atteggiamento che le persone hanno assunto. Cioè, mi sembra che in questo momento abbiamo fatto dei passi indietro rispetto all'approccio, possiamo dire, psicologico corretto che dovremmo avere alla situazione attuale. Vedo in giro delle persone estremamente rilassate, molto tranquille, come se la questione della pandemia fosse passata, quando invece ci troviamo attualmente in una situazione nella quale siamo veramente a un passo dal baratro, per usare espressioni che sono state usate anche ieri alla riunione. In questo momento noi ci troviamo in una situazione che sostanzialmente ci fa intravedere da qui al prossimo dicembre una situazione completamente fuori controllo. Ieri l'ha detto chiaramente il governatore Zaia, qui rischiamo nell'arco di una settimana di decisioni di saturare gli ospedali, quindi non riuscire neanche a dare le cure poi dopo alle persone, non solo quelle malate di Covid, ma tutte le altre, perché quando si saturano i reparti dopo non si riescono neanche a curare diciamo gli altri malati cronici, e ci sono anche persone che hanno malattie importanti. Ecco, in questo momento vedo le persone estremamente tranquille, le vedo intanto passeggiare, chiacchierare senza mascherina fra loro, con la mascherina abbassata o che non copre completamente tutto. Vedo nei supermercati intere famiglie che vanno a fare la spesa, il nonno, la nonna, la figlia, la nipotina, eccetera, come se fossimo in una situazione normale. Oggi al supermercato si deve andare uno per nucleo familiare, starci il meno possibile, disinfettarsi prima e dopo essere entrati nel supermercato. Quindi la più grande preoccupazione è che non mi sembra che abbiamo colto in pieno quale sia il livello della situazione. La seconda preoccupazione chiaramente è il fatto che ci sono dei comportamenti irresponsabili collegati a questo atteggiamento psicologico. Sabato e domenica scorso abbiamo visto in tutto il Veneto, anche qua a Belluno, sul nostro Colle del Nevegal, ma anche in altre zone, c'è stato un vero e proprio assalto di persone, e questo non sarebbe un problema se le persone naturalmente utilizzassero buon senso, un po' di testa nell'approcciarsi, diciamo, alla giornata. Invece abbiamo visto interi assembramenti. Noi dobbiamo ricordarci che, salvo che non siamo nello stesso nucleo familiare, dobbiamo avere sempre la mascherina sul naso e bocca e mantenere sempre una distanza minima di 1 metro, ma 1 metro è veramente già poco. Se guardiamo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, parla di 2 metri per essere un pochino più sicuri, diciamo, di ridurre le probabilità di contagio, non di annullarle, di ridurle.
Quindi queste sono le più grandi preoccupazioni, l'atteggiamento psicologico e poi come ci si comporta nella vita di tutti i giorni quando magari si dice finalmente vado a farmi una passeggiata, vado a fare 2 passi in giro, che è sacrosanto, fa pure bene, ma va fatto con la testa. Ecco Sindaco, ma secondo lei che cosa è accaduto? Perché l'atteggiamento di così tante persone è così diverso rispetto a quello di marzo, quando tutti restavamo in casa, seguivamo rigorosamente le indicazioni, ci si faceva coraggio cantando dal balcone, si dimostrava anche grandissima solidarietà ed empatia nei confronti del personale sanitario che ci sta davvero mettendo l'anima e il cuore per affrontare questa situazione così difficile. Oggi il quadro è completamente diverso. La gente sicuramente è stanca, esasperata, i timori ci sono, però insomma questa sensazione un po' di rilassamento, usiamo questa parola anche se forse ci vorrebbe un termine più forte, no? Per indicare questi comportamenti. Che cosa è cambiato? Perché la gente non riesce a cogliere la gravità di questo momento, che forse per certi aspetti è addirittura peggiore rispetto a quello della prima ondata? Non c'è soltanto un problema di responsabilità di noi cittadini, diciamo, nella vita di tutti i giorni, c'è anche un altro problema, secondo me, di tipo istituzionale, che è stato un po' questo. A me pare che durante l'estate si sia un po', come possiamo dire, ecceduto nella interlocuzione a volte anche piuttosto dura fra lo Stato e le regioni, fra lo Stato e i sindaci con le regioni, perché naturalmente ci siamo trovati tutti insieme a fronteggiare un'emergenza molto difficile e come spesso accade alcune volte ci sono dei momenti di frizione sostanzialmente fra le istituzioni. E questo è stato un errore perché durante l'emergenza invece occorre mantenere un grande senso di unità perché questa disgregazione o questa percepita disgregazione che può esserci da parte dei cittadini ha un effetto devastante che è questo, è la comunicazione errata rispetto a ciò che invece avremmo dovuto comunicare. Quest'estate è stata fatta una comunicazione sbagliata, completamente sbagliata, ha dato la sensazione ai cittadini che l'emergenza fosse finita, che l'estate fosse il momento tra virgolette di festa. E intendiamoci, deve essere il momento di festa nel senso di rilassamento, di cercare di recuperare energie, di superare lo stress di questo anno, ma andava fatto ricordando sempre che eravamo nel pieno dell'emergenza. E purtroppo questo è il primo grande problema, proprio quello della comunicazione. Il secondo è che, ed è in qualche modo collegato al problema della comunicazione, è che poi si è intervenuti tardi, cioè si è cominciati a vedere lo Stato che cominciava a muoversi su questa emergenza a fine settembre, ottobre, eccetera, quando è da agosto che come sindaci diciamo guardate, cominciamo a riprendere delle misure adeguate in modo tale che siamo tranquilli sul fatto che verso l'autunno la situazione non ci sfugge di mano. E quindi anche questo ha dato un po' questa sensazione, diciamo, di scarsa emergenza che ci ha fatto pensare fino all'altro giorno che fosse tutto a posto. E questo era un errore di comunicazione delle istituzioni e la comunicazione delle emergenze è assolutamente fondamentale. Ecco, è stato perso secondo lei tempo prezioso, è stato perso tempo prezioso, Sindaco, si sarebbe quindi potuto e dovuto fare di più in questi mesi e secondo lei ora si sta ancora perdendo tempo, c'è chi dice sarebbe meglio entrare subito in lockdown tutti per vedere insomma di riuscire a salvare almeno il Natale, i consumi del Natale? Sicuramente è stato perso tempo e questo lo dico, guardi, senza polemica, senza buttare le croci addosso a nessuno. Io ho passato Vaia, sto passando il Covid, ho presente che cosa voglia dire gestire le emergenze quando hai la responsabilità di una comunità, quindi non sto buttando la croce addosso a nessuno. Tuttavia non posso non notare il fatto che quest'estate, che poteva essere dedicata a strutturare un sistema più, come possiamo dire, adeguato, più organizzato per gestire l'emergenza, invece è stata un'estate veramente un po' balneare, ecco, cioè un po' lasciato là al caso. Faccio questo esempio pratico. Fondamentale nel combattere l'emergenza ovviamente è il contact tracing, cioè la capacità diciamo di individuare tutti i contatti della persona che viene ritenuta positiva, no? In modo tale da poter bloccare immediatamente il contagio, il diffondersi del contagio. Ebbene, gli organici per i dipartimenti di prevenzione sono stati allargati, ci sono stati dei soldi apposta per fare nuove assunzioni, i bandi per le assunzioni sono partiti a fine ottobre, quando cioè la situazione ormai era andata. Allora,
Se agosto era ancora piena emergenza, e per me era piena emergenza, tant'è che c'era lo stato di emergenza ancora dichiarato, allora era necessario partire con procedure speciali che solo lo Stato può in qualche modo, qualche volta le regioni possono in qualche modo mettere in campo. Lo hanno fatto per esempio per gli ospedali militari, che hanno fatto delle assunzioni veramente così, cioè senza attendere grandi trafile burocratiche. Si potevano rinforzare questi organici, si poteva strutturare una comunicazione fatta per bene, si poteva verificare con più calma tutta una serie di misure da poter attivare progressivamente quando i contagi fossero iniziati, mentre invece la discussione fra le zone gialle, arancioni e rosse è iniziato qualche settimana fa. Questo doveva essere un lavoro predisposto, secondo me, ad agosto, in modo tale che da settembre si potesse partire con le prime misure restrittive sempre di più. Ecco, a fronte di questa situazione, Sindaco, le chiedo proprio un flash perché dobbiamo andare in pubblicità tra pochissimo. Che cosa bisogna fare ora per non trovarsi nuovamente in ritardo, per non continuare a seguire il virus, ma cercare di anticiparlo? In questo momento bisogna assumere individualmente dei comportamenti responsabili e intelligenti, primo. Secondo, vanno chiuse immediatamente, non me ne vogliano le persone, perché a tutti noi piace andare all'Ikea, ma qui le grandi medie strutture di vendita devono essere chiuse perché c'è l'affollamento assoluto. Terzo, bisogna fare in modo che sostanzialmente in tutte le situazioni dove si può evitare l'affollamento, penso ai supermercati, come dicevo prima, uno per famiglia, anziché andare con l'intero nucleo familiare, si vada da soli, si stia il meno tempo possibile. Ci stiamo avviando verso la zona arancione e il paradosso è che questo è per noi quasi un difetto che non un pregio, nel senso che se fossimo zona arancione oggi avremmo una curva che frena e si riduce quando andiamo verso Natale. Essendo oggi zona gialla e quindi senza eccessive restrizioni, la nostra curva rallenta molto più lentamente, scusate il gioco di parole, e quindi rischiamo di arrivare a dicembre invece con una situazione assolutamente emergenziale. E quindi dobbiamo intervenire oggi se ci teniamo a fare la cena di Natale o il pranzo di Natale con i nostri parenti, e se ci teniamo a fare 2 passi per guardare l'albero di Natale. Viceversa dobbiamo capire che saremo tutti chiusi, e questo è veramente sbagliato, ma oggi è in mano nostra perché lo Stato non ha più strumenti sufficienti per poter riuscire in qualche modo a contrastare questa situazione. Sindaco, io la ringrazio, grazie per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, buona festa di San Martino. Oggi è festa, Belluno è il patrono della città. Grazie, naturalmente celebrazioni sottotono, questo è fuori di discussione vista la situazione di cui abbiamo appena parlato. Sindaco, grazie mille, buon lavoro, un saluto, noi ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta TG di Antenna 3, vi ricordo alle 12:30 l'appuntamento con la consueta conferenza stampa del governatore Zaia che ci darà appunto le ultime notizie sul fronte dell'andamento del contagio. Noi ora parleremo di Covid e bambini. Abbiamo in collegamento Skype il dottor Stefano Martellossi, primario della pediatria dell'ospedale di Treviso. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi spettatori. Allora, abbiamo visto che in questa seconda ondata dell'epidemia i bambini sono stati maggiormente coinvolti rispetto alla precedente esperienza della primavera, ovviamente perché le scuole sono aperte, non siamo più in lockdown come prima, e quindi ci sono anche contatti molto, molto più frequenti. Che cosa provoca il virus nei bambini? Buongiorno di nuovo. Iniziamo a dire che nel 95% dei casi l'infezione nei bambini decorre o completamente asintomatica o in maniera paucisintomatica, significa con nessun sintomo o con pochissimi sintomi. Quindi questo da una parte è tranquillizzante, il Covid nei bambini è una malattia per lo più banale, dall'altro complica quello che è invece il controllo della diffusione del virus, essendo asintomatici possono sfuggire a uno screening solo su base clinica. Esistono poi un altro 5% di bambini che presentano sintomi
moderati gravi, i gravi sono molto molto pochi, calcoli che circa il 13-14% dei bambini vengono ricoverati, quindi molto pochi, sono soprattutto bambini piccoli sotto l'anno, sono soprattutto bambini che hanno qualche altra fragilità, immunocompromessi, malattie croniche, la mortalità è bassissima. Ecco, io la sento male, dottor Martellossi, chiedo scusa, chiedo alla regia se possono in qualche modo migliorare la qualità del collegamento, perché faccio fatica a sentirla. Diceva il 5% quindi dei bimbi vengono ricoverati e sono soprattutto bambini piccoli, bambini molto piccoli. Sì. Mi sentite adesso? Scusatemi. Sì, circa il 10% dei bambini vengono ricoverati, sono soprattutto bambini piccoli, la mortalità è bassissima, dobbiamo dirlo. Solo 4 bambini, fortunatamente, in Italia sono deceduti a causa del coronavirus, con una mortalità di 0,06%, ed erano tutti bambini con patologia pregressa, grave, cronica. Quindi è nel bambino una malattia non severa, per lo più banale, con sintomi che sono quelli della tosse, del raffreddore, dei sintomi intestinali della ecco, dottore Guari, la interrompo un attimo perché il collegamento non ci consente di capire bene quello che lei dice. Allora, io chiederei un attimo ai colleghi della regia di chiudere il collegamento, provare a ricollegarsi con lei per vedere se riusciamo a sentirla meglio. Nel frattempo noi vediamo un aggiornamento di cronaca sempre relativo all'andamento appunto dell'epidemia da Covid, perché appunto si ampliano sempre di più i contatti e i casi di positività. Appunto abbiamo già visto diversi sindaci della nostra regione che sono stati coinvolti. L'ultimo caso riguarda la sindaca di Valle di Cadore, che ha postato proprio questa mattina su Facebook questo messaggio. Vediamolo. Ho alcune informazioni da darvi. Uno, che purtroppo anche il mio tampone è risultato positivo. Non me l'aspettavo perché il tampone rapido era negativo e quindi pensavo insomma fosse una semplice influenza, anche perché fortunatamente così si è manifestata a me e così è il decorso che sto facendo, quindi mi ritengo fortunata perché so che tante persone lo prendono in modo assolutamente più forte e quindi mi ritengo fortunata ad aver solo tosse, raffreddore, un po' di mal di testa che per lo più non ho più. Tant'è che stamattina, se stanotte non avessi ricevuto il referto della positività, mi sarei sentita assolutamente di andare in comune e lavorare come niente fosse, però giustamente ci sono delle regole, quindi farò il mio isolamento a casa e il 17 di novembre farò l'altro tampone. In questo periodo il comune svolgerà solo quelli che sono i servizi essenziali. Io non ho avuto contatti diretti né con le persone che lavorano all'interno del comune né con i miei collaboratori, con i quali abbiamo sempre attuato modalità di riunioni a distanza, e neanche con il pubblico. Però è evidente che, essendoci la mia positività e quella del dipendente comunale, la situazione va tenuta un po' sotto controllo, quindi verranno garantiti comunque tutti i servizi essenziali da parte del comune. All'interno del comune ci saranno sempre durante la giornata 2 dipendenti che si alterneranno. Io vi saluto, se avete domande o altre cose sapete come contattarmi. Ci vediamo più o meno domani, sempre verso quest'ora qua, e niente, mi raccomando, rispettiamo le regole e sempre avanti. Ciao ciao! Ecco, allora avete sentito il videomessaggio della sindaca di Valle di Cadore. Allora ci ricolleghiamo con il dottor Martellossi, che è il primario della pediatria dell'ospedale di Treviso, per parlare appunto di Covid e bimbi. Nuovamente buongiorno. Buongiorno. Mi sentite? Sì, adesso la sentiamo meglio, dottor Martellossi. Allora, dicevamo appunto dei bimbi che sono colpiti da coronavirus. Nel reparto di pediatria, come vi siete attrezzati per gestire questi piccoli pazienti?
Nel reparto di pediatria abbiamo dedicato una zona del reparto isolata e divisa dal resto del reparto per il ricovero di bambini Covid positivi. C'è un percorso di accesso al pronto soccorso in collaborazione con il pronto soccorso nazionale per dividere i percorsi dei bambini con sospetto Covid a quali viene eseguito il test antigenico rapido. E poi abbiamo creato dei percorsi per tutta l'attività ambulatoriale divisa dal resto del reparto. Ci tengo a dire che anche in questo momento, come avete visto, ci sarà una chiusura purtroppo di una parte dell'attività ambulatoriale all'interno degli ospedali per reperire spazi personali per affrontare l'emergenza che di nuovo stiamo affrontando. Bene, l'attività in ambito materno-infantile sarà mantenuta per quanto possibile con dei percorsi che permetteranno un ingresso in ospedale sicuro e la presa in carica di bambini per visite anche ambulatoriali. Per dire dei numeri, se vogliamo, ecco, nell'ultimo mese, parliamo di ottobre, l'attività in pediatria è diminuita in pronto soccorso. Abbiamo circa la metà dei ricoveri rispetto, diciamo, all'ottobre del 2019. Parliamo circa di 450-480 accessi di pronto soccorso. Questo è dovuto a due fattori. Uno è la giusta attenzione che le famiglie mettono prima di portare i bambini in pronto soccorso, ma l'altro è anche la grande diminuzione che noi abbiamo avuto in questo momento delle altre malattie respiratorie. Portare la mascherina, lavarsi le mani, tenere il distanziamento sociale previene dal coronavirus, ma anche dalle altre malattie, dalla bronchiolite, dall'influenza. Quindi c'è una grande diminuzione anche delle malattie respiratorie che sono nel periodo invernale la causa poi più comune di accesso in pronto soccorso e anche di Covid. Ecco, accennava, dottore, alle mascherine. C'è molta discussione appunto in questi ultimi giorni sull'utilizzo della mascherina da parte dei più piccoli dopo l'obbligo entrato in vigore con l'ultimo DPCM di utilizzare la mascherina anche al banco, quindi per tutta la durata della permanenza nell'edificio scolastico da parte dei bambini con età superiore ai 6 anni. C'è anche qualche preoccupazione da parte dei genitori a causa anche di numerose notizie, molto probabilmente fake news che girano nei social. Che cosa possiamo dire a questo proposito, dottor Martellossi? Allora, intanto diciamo che a cosa serve la mascherina? La mascherina serve per prevenire il diffondersi del contagio, quindi la utilizziamo per prevenire il diffondersi del contagio. E in questo momento, visto l'impennata e l'aumento dei casi, giustamente è stata anche raccomandato, anzi obbligato l'utilizzo anche dei bambini piccoli sopra i 6 anni. Allora, diciamo subito, perché ho letto e ho visto molte notizie fake news, ho preoccupazioni dei genitori che l'uso della mascherina a lunga durata potrebbe fare danni ai loro bambini. Non provoca carenza di ossigeno, non provoca ipossia nel bambino sano, nemmeno se porta. Poi può essere difficile, questo posso capirlo, può essere complicato ai bambini, però è vero che se noi ai bambini spieghiamo le cose in maniera non troppo preoccupante, gli facciamo capire che mettere la mascherina serve a proteggere se stessi e gli altri, credo che possa essere, in questo momento debba essere utilizzata senza grosse preoccupazioni. La più grossa preoccupazione, casomai, è quella che speriamo che possa continuare la didattica in presenza almeno per i bambini piccoli. Questa è in questo momento la più grossa preoccupazione. Trovarci di nuovo in una didattica a distanza, se sarà così, sarà perché saremo costretti a farlo, quello sarebbe veramente un problema. Meglio a scuola con la mascherina che una didattica a distanza.
Ecco, quindi insomma è necessario rassicurare i genitori, non ci sono pericoli né rischi per la salute dei più piccini appunto nel portare la mascherina anche per diverse ore di seguito. Dottor Martellossi, io la ringrazio per questo collegamento. Le faccio un'ultima domanda velocissima prima di chiudere, perché è una richiesta che ci è arrivata anche da diverse mamme telespettatrici che leggevano, no, negli ultimi tempi di questa sindrome di Kawasaki provocata dal coronavirus nei più piccini. È così? Di cosa si tratta? Proprio in estrema sintesi. Bueno, ecco, questa è l'unica vera complicanza importante in età pediatrica del Covid. Si chiama, assomiglia alla malattia di Kawasaki, è una vascolite, è una sindrome multisistemico infiammatoria, diciamo così, una tempesta citochinica. Il coronavirus provoca uno stato di infiammazione molto importante che si ripercuote in tutto l'organismo, soprattutto dei vasi, e quindi può interessare il cuore, il pancreas, la pancia, la cute. E comunque è una patologia che rimane rara, però è vero, gli unici casi importanti che abbiamo avuto qui ricoverati a Trentino sono stati proprio 5 casi. Si può curare? Sì, si usano gli antinfiammatori, si usano i farmaci biologici, ma questa, diciamo, è l'unica vera. Ecco, abbiamo perso l'audio del collegamento. Dottor Martellossi, io la ringrazio per essere stato con noi e per queste preziose informazioni ai genitori relativamente appunto al contagio da Covid nei bimbi più piccini. Tra pochissimo dovremo collegarci con la sede della Protezione Civile a Marghera, dove tra poco dovrebbe appunto iniziare il consueto punto stampa del presidente della regione Zaia con le ultime notizie, gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia da Covid nel nostro territorio. Sappiamo poi c'è grande attesa per capire se verrà predisposta, verrà firmata già oggi stesso questa nuova ordinanza che dovrebbe essere realizzata di concerto con gli altri governatori delle regioni gialle confinanti, quindi il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, per un giro di vite sugli assembramenti in modo particolare nel fine settimana. Vedo che ancora il presidente non è arrivato, vi aggiorno con qualche notizia di cronaca di questa mattina. Una ci arriva da Treviso con la Guardia di Finanza che ha sequestrato, pensate, 374.000 mascherine di tipo FFP2 e chirurgiche con falso marchio CE provenienti dalla Cina e non in regola con la normativa in materia di sicurezza. La merce è stata trovata in un magazzino di Villorba. Le mascherine erano state realizzate in Cina, importate in Olanda e poi vendute a una società svizzera. Quest'ultima le ha cedute all'azienda trevigiana che nel pieno appunto dell'emergenza Covid-19 aveva riconvertito la propria attività al commercio di articoli medicali e dispositivi di protezione individuale. I due amministratori delle società appunto svizzera e italiana sono stati segnalati alla Procura di Treviso per frode in commercio e vendita di prodotti pericolosi. Con quest'ultimo intervento i finanzieri di Treviso hanno sequestrato nel 2020 oltre 500.000 di dispositivi di protezione individuale, quasi 4.000 litri di gel igienizzante. C'è anche un'altra notizia che ci arriva da Treviso e che è stata segnalata su Facebook dal sindaco del capoluogo della Marca Mario Conte, un'altra fake news. Ne parlavamo con il dottor Martellossi. Purtroppo siamo bombardati anche da queste false notizie che non fanno altro che generare ulteriore confusione appunto nei cittadini. È un video, questo video appunto dell'ospedale di Treviso. Ecco, qui vedete, scrive il sindaco, sta girando questo video vergognoso che di fatto getta fango sulla sanità trevigiana, affermando falsamente che il nostro ospedale sarebbe
sarebbe vuoto, un'informazione sbagliata che crea tensione, che non aiuta a combattere l'emergenza. I nostri medici, scrive il sindaco, stanno facendo i salti mortali e la pressione ospedaliera inizia ad essere pesante, lo dicono i numeri che, ricordiamocelo bene, continua il sindaco, sono persone che stanno male e non solo, letti di ospedale occupati. Provvederò a segnalare subito questo scempio alle autorità competenti. Così dunque il sindaco Mario Conte. Purtroppo questo video viene condiviso e non fa altro appunto che diffondere informazioni sbagliate nella popolazione, informazioni errate che poi finiscono per alimentare quel fronte dei negazionisti e anche per incrementare ulteriormente comportamenti scorretti da parte delle persone. Per quanto riguarda gli aggiornamenti di cronaca, abbiamo anche un'altra notizia di oggi che ci arriva da Padova, ed è quella relativa al piromane che ha provocato parecchio scompiglio in centro città nei giorni scorsi, appiccando il fuoco a diverse attività del centro, in particolare ad alcuni plateatici di Bari. Il piromane è stato individuato dalla polizia, a bloccarlo sono stati gli agenti della squadra mobile. Secondo le prime informazioni, ma è in corso proprio in questi minuti una conferenza stampa, si tratterebbe di un clochard cinquantenne che appunto è un abituale frequentatore del centro storico. Naturalmente vi forniremo poi ulteriori dettagli. Nel frattempo c'è solidarietà della categoria ai baristi che oltre ai pesanti danni che stanno subendo appunto in questo periodo a causa delle chiusure anticipate hanno dovuto subire questo ulteriore danneggiamento. Sentiamo il servizio. Esprimiamo ovviamente la nostra piena solidarietà agli esercenti e ci auguriamo che non siano episodi collegati al malessere che si sta impadronendo dell'opinione pubblica nei confronti degli esercenti, che vengono spesso e ingiustamente additati come responsabili degli assembramenti. Il momento storico è delicato, la paura legata all'emergenza sanitaria, le tensioni sociali sfociate con le misure inserite negli ultimi DPCM e la rabbia che esplode nei social vedendo le immagini di folle nelle piazze sedute ai tavolini dei bar. C'è preoccupazione tra i gestori dei locali padovani dopo il raid incendiario di lunedì notte, una preoccupazione che si aggiunge ai timori di nuove restrizioni che potrebbero arrivare dopo le foto degli assembramenti che ci sono stati sabato in alcuni bar di Piazza delle Erbe. Purtroppo, ripeto, ci troviamo di fronte a dei comportamenti davvero incivili da parte delle persone e gli esercenti sono i primi a subire questi cattivi comportamenti, anche perché spesso e volentieri ne va di mezzo direttamente l'attività. È chiaro e vogliamo sottolineare che gli esercenti non hanno assolutamente nessun interesse affinché davanti al suo locale vi sia assembramento di persone. Giuste le strigliate ai cittadini da parte del sindaco di Padova Sergio Giordani e del presidente della regione Veneto Luca Zaia, perché facendo così si rischia di passare da zona gialla a zona arancione. Quello che a noi invece non sta bene è additare i pubblici esercizi come unici colpevoli. Quando ci sono... Ecco, allora andiamo a Marghera perché è arrivato proprio ora il presidente della regione Luca Zaia per la conferenza stampa. Linea ai nostri inviati. Scusate un attimo. Ecco qui, siamo pronti con il bollettino e vediamo anche di recuperare gli 8 minuti, poi vi lascio con gli assessori perché alle 13:15 un'altra videoconferenza, abbiamo passato tutta la mattina a riunioni. Totale di tamponi, ormai ci siamo, 2.494.150 tamponi molecolari. Ecco qui, i tamponi rapidi ammontano a 492.000, 4,56. Mediamente ne facciamo sui 120-130.000 alla settimana. Pensate che numeri. Peraltro questa mattina ero in TV con il professor Galli e anche il professor Galli ha detto: guardate, c'è la strategia di far più tamponi possibili, utilizzare tutto. Ha detto una frase il prof che rende l'idea, ha detto: provare tutto quello che c'è sul mercato, ci sarà anche qualche ciofeca, insomma faccio io
sintesi, ci sarà anche qualcosa magari che non funziona, ma c'è anche tanta diagnostica che ci aiuta ad essere proattivi. E poi giustamente ha detto, poi ci deve essere il clinico che ci mette la testa, no? Ma ha una richiesta proprio sulla mia proposta di utilizzare tamponi, anche lui ha detto andare avanti e senza star lì a pensare se hanno lo stecco rosso, bianco o arancione. Il numero dei positivi sono 87.337 e sono 3.000 in più nelle ultime 24 ore. Positivi di oggi sono 52.235. In isolamento abbiamo 17.681 persone, ricoverati 1.773, più 77, guarda, per sera ne abbiamo 1.009. Terapia intensiva 216, più 6. Totale dei morti purtroppo 2.689, 46 persone nelle ultime 24 ore hanno perso la vita. Penso che sia la giornata, le ultime 24 ore diciamo più intense e più pesanti come mortalità. Dimessi 5.336. Allora guardate, siamo nella fase di turbolenza, facciamo tutti i giorni un sacco di riunioni con i nostri clinici, con il comitato di crisi, con i direttori e poi i singoli assessori, sia l'assessore Bottacin che l'assessore Lanzarin, con diciamo, i comparti che loro seguono. Siamo, abbiamo detto, a 1772, avete visto prima il dato, ricoverati, e vi dico solo che la punta, questo livello raggiunto corrisponde al livello del 30 di marzo, che erano poco più di 1800. Quindi oggi siamo come scenario ricoverati al 30 marzo, come terapie intensive siamo al 19 di marzo. 19 marzo erano più o meno 212, quindi siamo nel mese di marzo, nella parte finale del mese. Vi ricordo che il mese di marzo fece il top delle terapie intensive il 29 marzo con 3,56. Oggi siamo al 19 marzo. Sicuramente si è diluita molto di più questa partita come incremento delle terapie intensive, vedete che anche oggi più 6, vi ricordo che a marzo non avevamo nelle giornate clou dei ricoveri più 6 di terapie intensive, ne avevamo molte di più. Abbiamo i ricoveri che pesano, anche stamattina ne abbiamo parlato perché stiamo aprendo in continuazione diciamo reparti per i ricoverati. Peraltro voglio ricordarvi che abbiamo quasi 8.000 ricoverati non Covid in Veneto, 7.900 ve lo dico esattamente, in questo momento abbiamo 7.952 ricoverati ordinari. No, tanto per rispondere a quei pochi che pensano che abbiamo chiuso gli ospedali, noi abbiamo 7.952 pazienti non Covid negli ospedali del Veneto e quasi 1.800, ormai lo possiamo dire, Covid. Cosa volevo dirvi? Abbiamo un vantaggio sul virus questo giro, che i malati restano poco mediamente in ospedale, quindi abbiamo un alto turnover dei letti. Questo ci permette di dire al mattina di affrontare la giornata con ansia e poi pomeriggio sera di avere letti che al passare delle ore si liberano e permettono le nuove prese in carico. Ovvio che noi non possiamo basare tutta la nostra politica sanitaria ospedaliera sul fatto che si liberino letti, dobbiamo pensare di avere letti anche freschi e liberi già da subito, tanto è vero che stiamo ampliando ancora in maniera importante. Abbiamo visto a volo d'uccello un po' la situazione di tutte le province, diciamo quella più problematica in questo momento è sicuramente rappresentata dalla provincia di Verona, che sta aprendo letti e fra l'altro ha raggiunto il suo target nel territorio anche rispetto ai target che avevamo dato di aperture, e continuiamo ovviamente a colonizzare reparti non Covid per trasformarli in Covid.
è inutile che stia qui a dirvi, vedo che il fronte negazionista sia un po', ha un po' attenuato nelle teorie. Io non ce l'ho con nessuno, però guardate che davanti a questa tragedia non si può continuare a dire che il Covid non esiste. Tra l'altro ringrazio le Iene che hanno come si può dire, hanno un giornalista Politi con la troupe in pianta stabile qui da un mese e che sono riusciti a dare uno spaccato di com'è la vita in ospedale, in azienda ospedaliera. Io l'ho visto ieri sera, insomma, fra l'altro con un tratto di umanità unica, sia rispetto agli operatori che ai degenti e quindi ai diversi pazienti. Direi che neanche uno spaccato di vita, no? Di vita quotidiana nei nostri ospedali. E sentire parlare i nostri pazienti e sentire come vivono questa tragedia, i pianti, le lacrime, le ansie, dà una dimensione di cosa sia. E guardate, c'è un racconto sempre dei nostri pazienti, non è un'influenza. E guardate, se voi avete qualche amico che l'ha avuta anche da poco più che pauci sintomatico, che magari se l'è fatta a casa e dice non è un'influenza, io le ho avute l'influenza ma questa è un'altra roba. Stiamo ovviamente guardando con attenzione il tema dei vaccini, si parla di quasi 60 milioni, 56 milioni di dosi, adesso non ho ben capito per l'Italia, ovviamente lì va garantita la catena fra virgolette del freddo, perché sapete che c'è una crioconservazione a meno 80, garantiremo anche quella per quanto riguarda il Veneto, siamo pronti ad affrontare questa sfida, è importante arrivi il vaccino e noi siamo pronti anche a organizzare la somministrazione in maniera molto rapida. Penso che, io non sono un esperto, ma penso che il vaccino comunque rappresenti comunque un punto solido per la lotta al virus, visto e considerato che il vaccino significa produzione di anticorpi e significa fare la lotta anche in maniera molto più importante. Volevo dirvi, ho letto qualche dichiarazione, noi non è che stiamo facendo, allora, l'ordinanza la portiamo verosimilmente domani perché oggi ho l'ultima videoconferenza con i colleghi, ieri assieme all'assessore Lanzarin abbiamo incontrato i sindaci delle città capoluogo e devo dire onestamente con un alto senso del rapporto, del senso civico e un alto senso anche del rapporto di leale collaborazione. I sindaci sono stati assolutamente proattivi, collaborativi e assolutamente si sono messi a disposizione. Devo ringraziare i sindaci del Veneto che abbiamo incontrato ieri, ringrazio l'assessore Lanzarin perché aveva organizzato lei l'incontro, per come si può dire, il senso della squadra, no? Di far squadra. Lo dico, sapete perché? Perché a casa ci sono i cittadini e quelli che leggeranno domani, leggeranno degli articoli nel quale io penso sia anche una soddisfazione dire al Veneto guarda che si sono ritrovati i sindaci e hanno detto siamo tutti una squadra, e questo per me è fondamentale. Non ho sentito, guardate, la minima sbavatura, cioè tutti hanno detto quello che c'è da fare fatelo. Del resto io ho detto chiaramente che non chiediamo ordinanze ai sindaci, non chiediamo prese di posizione ai sindaci, non chiediamo comunicati stampa di sostegno ai sindaci, ma semplicemente abbiamo voluto avvisarli che stiamo cercando di mettere in piedi un'operazione anti-assembramento. Non è vero che noi abbiamo avuto richiami, segnalazioni dall'ISS, che siamo stati avvisati che non c'è nulla, anzi guardate, poi vi farò dare la stampata del report, ve la faccio dare dall'ISS, guardate cosa scrive del Veneto, scrive tra le tante robe, sostanzialmente dice allora, classificazione complessiva del rischio, moderato con probabilità alta di progressione a rischio più alto, e poi mette un parametro, ci dice il parametro 2.1 che è alto, qual è? L'incidenza di positivi sui tamponi, ma già oggi è basso perché da ieri sera è arrivata la lettera al Ministero e hanno dato ragione a noi che bisogna caricare tutti i tamponi. Quindi anche sta battaglia è stata vinta, quindi il famoso parametro 2.1 si dimezza perché di fatto i tamponi rapidi eguagliano i tamponi molecolari, e quindi se la proporzione sta in piedi,
la percentuale di positivi sui tamponi molecolari è uguale alla percentuale di positivi sui tamponi rapidi, mettendo assieme vuol dire che io ho dimezzato la percentuale, invece prima me li caricavano tutti quindi anche questo parametro rientra nella media nazionale. Guardate, noi purtroppo abbiamo questa colpa che facciamo tanti tamponi rapidi. Se questa è una colpa ci puniranno, non so, andremo all'inferno per aver fatto tanti tamponi rapidi, cosa volete che vi dica? Ma ne facciamo anche tanti di molecolari, perché ne facciamo mediamente 15-16 mila al giorno quando va male. E questo è un ragionamento che vi volevo fare. Ovvio è che adesso i cittadini chiedono ma diventiamo zona rossa, ma cosa succede, ma saremo tutto, ma lockdown? Io rispondo sempre, dipende da voi. Cioè non è che è colpa del pneumologo, dell'infettivologo, dell'intensivista, dell'infermiero o dell'OS se andiamo in zona rossa, cioè è chiaro questo, no? Cioè non serve che lo dica un'altra volta. Se andiamo a peggiorare la nostra situazione è perché qualcuno pensa di essere più furbo del virus. Il virus si diffonde, riusciamo a contenerlo, riusciamo a combatterlo, però se la gente non porta le mascherine o non rispetta un minimo di regole è inevitabile che qualche guaio ce lo portiamo a casa e noi ce li troviamo alla porta dell'ospedale. Allora domani presenterò questa ordinanza che parlerà proprio di assembramenti e della necessità di dare delle regole a chi ancora queste regole non se le è fatte entrare in testa. Tutto qua, non c'è nessuna volontà Ho sentito il Presidente Conte che ha dichiarato in un'intervista che ci vuole la clausola di supremazia nazionale. Ma scusatemi una roba, ma come si fa a chiedere la clausola di supremazia nazionale quando dal 21 febbraio ad oggi tutto quello che hai proposto ti è stato approvato dalle regioni? Scusatemi, io non faccio mai polemica, però a me sembra che le regioni siano state assolutamente a fianco al governo in tutti i provvedimenti. Ricordo che chiunque alzi il dito e dica che c'è un provvedimento che le regioni non hanno approvato del governo, abbiamo approvati tutti, che ci piacessero o non ci piacessero per un fatto di leale collaborazione. Peraltro voglio spiegare ai cittadini che la clausola di supremazia nazionale, scusatemi, è una clausola che non è astrusa, perché qualcuno verrà a dirvi ma Zaia parla contro la clausola di supremazia nazionale, ma si dimentica che la Germania ce l'ha. È ovvio che ce l'ha la Germania, c'è il federalismo. Cioè tu la introduci nel momento in cui sai di aver dato un sacco di autonomia ai tuoi territori e allora c'è un momento nel quale nella storia dei territori c'è necessità di dire ragazzi tornate indietro un attimo, fermi tutti perché adesso deve decidere uno. Ma in Italia non c'è federalismo, in Italia c'è centralismo, per cui la clausola di supremazia nazionale ci sta solo in un contesto, in un paese federalista, punto. Ma a me spiace perché noi come regioni veramente, come si dice dalle nostre parti, abbiamo portato l'acqua con le orecchie al governo, perché abbiamo votato tutto, non abbiamo fatto casino. Per carità, ogni tanto magari potremmo dire sta roba l'avrei fatta diversamente, ma mai ci siamo permessi di intralciare la corsa del treno, anche perché il treno è quello della salute e della sicurezza dei cittadini. E noi andiamo avanti, ai cittadini chiedo coraggio, determinazione, rispettare le regole, non andate in giro a far casino in mezzo al casino, cercate di fare in modo di tornare a quello spirito di marzo dove sapevamo senza scrivere cosa dovevamo fare, sapevamo senza leggerlo cosa dovevamo fare. Cioè è inutile che stiamo qui col metro a calcolare la distanza per il distanziamento sociale, bisogna evitare in questa fase di andare a fare ammassamenti, tutto qua. E si sta andando avanti con le cure domiciliari, col protocollo. Ringrazio i medici di base perché si sta incrementando la quota di tamponi che stanno facendo e questo lo dico con grande piacere perché si passa già il 40% di medici aderenti e sono convinto che cresceranno sempre di più. Stiamo pensando ad altri progetti di ampliamento del tema del testing, di fare i tamponi. E stiamo anche ragionando su altri fronti che adesso non vi sto ad anticipare, però è pur vero che sul fronte dei test noi contiamo che la sperimentazione del dottor Rigoli
veda all'alba velocemente, visto considerato che ha già iniziato la sperimentazione, e si possa arrivare all'autodiagnosi, a quello che qualcuno chiama il fai da te, perché questo ci permetterebbe, ovviamente, pensate solo per le aziende, per le attività, cosa significherebbe poter entrare in un ufficio piuttosto che in un ristorante, in una fabbrica, avendo fatto il test in autodiagnosi, che diventa a quel punto una roba tipo un test, diciamo, assolutamente praticabile da chiunque e diciamo in autonomia. Io non aggiungerei altro, non mi viene in mente altro rispetto a questi temi, e passerei la parola per le domande, se ce l'avete, poi io scappo. Allora, Tosato, e vedo un Pettenò già pronto a scattare, Zambò e Vanzà. Sì. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Due cose. La prima riguarda l'ordinanza su cui c'è molto attesa. Ieri sera poi sono state divulgate anche alcune sue dichiarazioni, non so se corrispondenti al vero, nelle quali affermava che l'avrebbe resa nota oggi. Non so se erano... No, io ho detto che ieri ho detto che probabilmente oggi si presentava, però poi siccome volevamo fare allora, l'ordinanza è scritta, in Veneto è scritta, solo che vogliamo confrontarmi con i colleghi per vedere, di capire se anche per loro può andare bene una traccia come quella che abbiamo messo in piedi. Almeno c'è un punto forse sul quale credo i cittadini magari gradirebbero molto un preavviso, cioè questa ipotesi di stop alla mobilità comunale nel fine settimana è un'ipotesi peregrina o è un'ipotesi fondata? Io non ho mai parlato di questi temi, nel senso che quando vedrete l'ordinanza capirete cosa faremo. Facciamo un altro passettino, si direbbe, no? Se Crozza ti imitasse, direbbe facciamo un ulteriore passettino. Ho una domanda al giorno, te do l'ordinanza, cos'è finita? No, basta. Avevo fatto una domanda sola. Ma anche ieri ne hai fatta una, me la ricordo io. Vabbè, allora cambiando tema, il Ministero dice di sì ai test rapidi, sostanzialmente. Ieri c'è stata anche una dichiarazione del direttore che ha detto è giusto, del direttore del Ministero della Salute, che ha detto è giusto computarli nel trend. Certamente calcolando, o meglio sommando i test rapidi a quelli molecolari e poi calcolando la percentuale dei positivi, la percentuale si abbassa. L'obiezione quale potrebbe essere? Si abbassa la percentuale ma la massa dei contagi resta invariata ed è molto imponente? No, perché matematica è questa. A noi interessa la percentuale di positivi sul tampone. La percentuale di positivi sul tampone oggi è metà di quella di marzo. Questo è un dato di fatto. Che poi tu fai, c'è solo una massa critica, cambia solo a livello statistico, perché comunque è un campione rappresentativo, ma che tu faccia 100.000 test in un giorno e hai il 5% di contagiati, o fai 1 milione di test al giorno e hai il 5% di contagiati, non cambia nulla, perché tu sai che nella popolazione verosimilmente hai il 5% di contagiati. Peraltro io potrei anche aggiungere, avendo fatto io la statistica a scuola, a differenza di qualcun altro che parla, potrei anche aggiungere che il campione che noi stiamo testando non è rappresentativo, perché non è una popolazione indifferenziata, ma è una popolazione che ha avuto contatti con positivi. Quindi dire che oggi la percentuale di positivi è esattamente nella popolazione quella dei nostri test è sbagliato. Perché? Perché noi stiamo andando a testare semplicemente persone che possono aver avuto un contatto con un contagio. Se io invece prendo una popolazione, diciamo, indifferenziata, che non ha una storia clinica con i contagi, o se ce l'ha noi non lo sappiamo, allora abbiamo uno spaccato di quale sarà la vera percentuale, ma questa è proprio statistica applicata, no? Dove troveremo la deviazione standard, dove troveremo la media, dove troveremo tutto quello che dobbiamo trovare. Ve lo dico perché qualcuno fa 10 tamponi, trova 50% dei positivi e dice ma che se il 50% dei positivi, no, sui tamponi che hai fatto, ma non vuol dire niente. Non sto banalizzando, sto dicendo che la lettura del dato l'ho fatta bene. Ultima cosa, il modello, cioè l'algoritmo, conferma le previsioni di picco a metà mese? Dopo Bottacci vi dice. Va bene. Anche se c'è da dire che un po' del Gobetta l'ha fatta.
la curva, nel senso che non c'è proprio tutta sta ruota alta in queste ore. Speriamo che non sia semplicemente una buca, no? Che poi torna alla salita. C'è una piccola attenuazione, insomma. Beh, si vede anche a livello nazionale, fra l'altro, un minimo noi l'abbiamo vista da 2 o 3 giorni, però capite, è un dato anche qui statisticamente non rappresentativo e potrebbe essere un dato anomalo, cioè capite che quando tu hai 46 morti in una giornata, cioè non è che puoi dire, boh ragazzi sta finendo, cioè sta finendo quando è finita. Però insomma, come tutti i processi naturali, questo è un processo che ha un inizio e una fine. La sua morte arriverà di questo Covid, e arriverà anche velocemente, cioè non è che passeranno secoli, neanche anni. Ovvio che bisogna un po' stare attenti. Zambon. Scusa, Pettenò, Zambon, Vanzan, Fois, scusa. Presidente, al di là dello specifico dell'ordinanza, però se ci può dire in maniera rapida, l'ordinanza sarà unica delle 3 regioni, cioè Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna, sarà un'ordinanza che varrà per tutte e 3 le regioni praticamente, ed è un modo anche per evitare interventi invece da parte del Ministero della Salute di far passare queste 3 regioni dalla fascia gialla ad una fascia successiva più restrittiva? No, allora guarda, innanzitutto le ordinanze saranno 3 perché la validità giuridica corrisponde al territorio, quindi il soggetto attuatore, cioè il governatore, firma la sua ordinanza per il suo territorio. L'unica idea che abbiamo è di fare delle 3 ordinanze che siano in linea come principio, poi ognuna avrà le sue peculiarità. 2, noi non sto parlando del Veneto, quindi noi riferito a noi veneti, non stiamo facendo ordinanze per evitare un bel nulla, cioè non è che abbiamo la spada di Damocle e nessuno ci ha chiesto l'ordinanza, che sia chiaro, l'ordinanza nasce nella nostra testa perché dopo aver visto il resoconto lunedì delle foto di cosa è accaduto e dei video del fine settimana, uno che ha un minimo come si può dire, di amor proprio, dice scusatemi, cioè, fermi un attimo, non è che possiamo andare avanti così. Guardate che noi abbiamo avuto montagne di segnalazioni. Cioè il sindaco di Verona ieri in videoconferenza, era sentito anche la Lanzarin, ha detto che lui ha fatto i sensi unici per girare in centro città a piedi, i sensi unici come in piazzetta a Capri durante il Covid. Ma non sto criticando il sindaco, è povero, cioè lui sta facendo l'impossibile. Cioè, Conte ha calcolato 50.000 persone a Treviso sabato, il sindaco Conte, e così gli altri, forse per assurdo è Venezia quella che ha avuto, diciamo, meno pressione, forse per assurdo, ma le città, tutti i sindaci si sono dimostrati molto preoccupati degli assembramenti, ma molto preoccupati. Zambon. Buongiorno, volevo chiederle un po' meglio dei vaccini. Lei dice siamo pronti a garantire sia la parte della catena del freddo, come l'ha chiamata lei, e per quanto riguarda la distribuzione e somministrazione avete già un piano che si sta definendo? Ma la nostra macchina non ha problemi, nel senso che nel momento in cui garantiamo la catena del freddo, che è quella che ci interessa, che si chiama proprio così, cioè garantiamo che non ci sia mai un'interruzione della temperatura, diciamo, di conservazione, poi passiamo alla somministrazione. Ma con che modalità? Ma con quella della sanità pubblica, cioè ovvio che dobbiamo praticare. Se poi riusciamo anche a veicolarli tramite le farmacie, ben venga, cioè qui bisogna creare un network per la somministrazione, però prima devono arrivare i vaccini. E fino adesso abbiamo letto un sacco di articoli. E quanti? Se è vero che ne danno 60 milioni, c'è da capire in quanti lotti, e che poi ovviamente immagino che se la proporzione sarà su abitante, e dopodiché dovremo garantire prioritariamente ovviamente gli anziani, i target, diciamo, delle persone a rischio, immunodepressi, gli ammalati, cioè tutto il target che non può permettersi di ammalarsi di Covid. Su base volontaria? O sì, no? Sì, vabbè, ovvio. Specifico, grazie. Prego. Ci siamo, bene dirlo, su base volontaria, che poi non andiamo avanti un altro mese con i social che va avanti a Big Pharma.
è l'unica parola in inglese che parla. Presidente, buongiorno, ma se lei dice che il parametro 2.1 che era alto si dimezza avendo messo nel conteggio anche i tamponi rapidi, c'è comunque necessità dell'ordinanza? Sì, l'ordinanza, guardate, al di là dei parametri nostri che sono tutti a posto, però noi dobbiamo fare un'ordinanza e non possiamo permetterci che la situazione, lasciate perdere il passaggio di area che è problematico, le restrizioni, il tema che va a finire male per l'economia, che questo è già un grande problema, ma ce n'è uno sanitario, cioè noi dobbiamo dare una mano ai medici che non possono ritrovarsi i pullman di pazienti da ricoverare e questo lo devono capire i cittadini. È un piccolo sacrificio che chiediamo a tutti, portate la mascherina e evitate di andare in mezzo ai casini, in mezzo alla confusione. Cioè non ve lo stiamo chiedendo a Ferragosto di non andare in spiaggia, io spero che le spiagge siano super affollate a Ferragosto tutta quest'estate, che ci sia assembramento totale perché sarà finita la vicenda del Covid, non avremo più il problema, ma adesso non si può vedere Jesolo piena come d'estate. Non funziona così. Ma è presumibile, come già richiedeva il collega, questa ipotesi che è circolata nelle ultime ore di una limitazione della mobilità solo il sabato e la domenica, della serie state a casa, visto che non l'avete capito con le buone, vi diremo con le cattive che per 24 ore più altre 24 magari vi diamo un recinto un po' più piccolo di quello solito. Come ho detto al collega, presenteremo l'ordinanza. Adesso vi siete messi anche in cooperativa. Gli incontri che deve fare con chi sarebbero? Con i due colleghi, con Bonaccini e Federica, all'1:10, l'1:15. Fois. Buongiorno Presidente, Ciao. Io vorrei citare un caso specifico che sta accadendo in Veneto, come sa spesso ci facciamo portavoce di quello che ci segnalano gli spettatori, però si tratta di una cosa che potrebbe capitare ovunque. Lei prima ha citato Verona, in cui il sindaco ha messo i sensi unici e altri provvedimenti, per esempio a Chioggia. Perdonami Fois, l'ho detto in maniera costruttiva, certo, e apprezzabile, perché il sindaco ha detto ho cercato di smistarli, cioè che non passi l'idea che io attacco il sindaco di Verona, perché io ho detto... ma non credo proprio. No, me lo dico perché magari qualcuno può capire male. Per esempio a Chioggia non ci si può sedere in più di 2 persone nei tavolini, ognuno sta prendendo un po' di provvedimenti, però per quello che riguarda le vallate del Chiampo e dell'Agno, quindi in provincia di Vicenza, gli ambulanti del commercio non possono più fare il mercato. E c'è un forte malcontento perché loro non possono quindi accedere ai ristori del governo, di fatto sono una zona rossa, loro segnalano, però non essendo nel Veneto, è una zona gialla, non hanno diritto a nessun risarcimento. Hanno detto abbiamo sempre seguito le linee guida regionali, però adesso ci troviamo in forte difficoltà. Quindi in questo senso diciamo ci sono anche delle conseguenze economiche che poi non vengono però ristorate, in questo senso la regione può fare qualcosa per questo. Guardate, questo è un'autentica catastrofe, questa del Covid, da un punto di vista non solo sanitario ma anche economico. E questa è una situazione tipica di un contesto nel quale ci sono limitazioni e poi non hanno accesso ai ristori. Va risolto a livello nazionale questo aspetto, perché io penso che non ci siano solo ordinanze nazionali e di PCM nazionali, ma ci possono essere anche delle ordinanze commissariali piuttosto che di un sindaco che dice guarda nel mio territorio, perché vi ricordo che il sindaco è l'autorità sanitaria competente del suo territorio. Quindi l'invito che farei anch'io è quello che a livello nazionale si estenda a chi fa provvedimenti. L'abbiamo chiesto sopra sul decreto. L'abbiamo chiesto, l'assessore Bonaccini mi conferma che l'abbiamo già chiesto, cioè che al pari di una restrizione emessa da un'istituzione vi sia un ristoro ufficiale. Quindi l'accesso ai ristori nazionali. Allora, siccome il Presidente ha urgenza... Domanda, se posso. Prego. Presidente, avrebbe ricevuto anche lei questa lettera di minacce delle nuove Brigate Rosse assieme ad alcuni sindaci del nord Emilia Romagna e anche da alcuni partiti politici. È un fatto che la preoccupa, che preoccupa anche il tipo di tensione che sta aumentando nel Paese, o la mette la classifica nella ordinarietà delle minacce che i politici e lei state ricevendo? Ma guardate, il clima è un clima pesante, ma che negli anni si dimostra sempre più pesante.
E allora di minacce se ne ricevono, molte vengono derubricate per ovvi motivi. Quando ne ricevi una con la carta intestata come quella che ho ricevuto, insomma qualche pensiero lo fai, no? Cioè, io ero bambino, quando guardavo la TV vedevo quel marchio. È uscita sta notizia, io non so cosa abbiano ricevuto gli altri sindaci, non so nulla, so cosa ho ricevuto io. C'è stato detto di non darne pubblicità, ho visto che è finita anche sui giornali. Vabbè. Di certo non l'ho data io ai giornali, questo è poco ma sicuro. E ho capito che è uscita da Bologna perché forse da quel che mi è stato spiegato il centro dell'indagine è lì, o chi si sta occupando è lì, insomma, tanto è vero che noi abbiamo avuto rapporti con la Digos, abbiamo anche evitato di fare la denuncia proprio per evitare che circolasse, ci hanno detto che era sufficiente il rapporto con la Digos, che avrebbe fatto quello che doveva fare, tipo le analisi sulla carta, tutte queste robe che fanno loro. Però insomma io direi di guardare avanti, insomma, cioè, se qualcuno pensa di fermare, diciamo, un'attività che è a favore dei veneti, cioè, se in questo paese è una colpa anche amministrare, allora penso che questo paese non si merita nulla, no? Però è vero che c'è una pianta che cade che fa un grande rumore, c'è una foresta che cresce che è il popolo, sono i cittadini per bene, che invece di scrivere lettere di minacce cercano di rispettare le regole, cercano di capire che gli ospedali sono strapieni, anche perché non mi risulta che in questo periodo tu mandi minacce per cosa, parliamo solo di Covid. Capisco se uno dice vabbè, non so, si è inventato di spianare tutte le montagne perché così passa più aria in pianura, cioè, stiamo parlando di Covid, di malattie, di morti, cioè, e penso che non siano riconducibili alla nostra azione. Non abbiamo portato noi il virus, qualcun altro? Si possono chiedere due dettagli, non sono domande vere e proprie. Uno, se l'ordinanza ci conferma che entrerà in vigore venerdì, si parlava di venerdì. L'ha detto lei, ieri. Non è che questo non è un passettino, è solo una conferma. No, è probabile che a firmo domani entrerà in vigore magari dalle 24 di domani. Va bene. È probabile. L'altra cosa, altro dettaglio, ste minacce a che periodo risalirebbero più? No, sono fresche queste. Sono fresche. Quanto tempo è? 2 settimane? Settimana scorsa. Però avrei preferito non parlarne, vi dico la verità. Anzi, pensavo che l'uscita sulle altre minacce, come si può dire, fosse sufficiente, invece ho visto che non è stata sufficiente. Ecco, siccome il Presidente abbiamo detto ha da fare... Del resto io sono stato rispettoso anche dei consigli che mi hanno dato di non dar spazio a sta roba, e comunque vabbè. Qualcuno ha parlato. Avete la fotocopia della nostra pagina rispetto al rapporto ISS, c'è la nostra pagina. Carlo, te la do. No, posso andare anche questa. C'è una nota appena che abbiamo scritto per i tamponi, così capite cosa vuol dire il 2.1. Sì, se volete riprenderla, vabbè. Io vi lascerei, scusatemi, con l'assessore Lanzanini e l'assessore Bottacin, modelli e casomai un aggiornamento sulle case di riposo rispetto al discorso che abbiamo fatto stamattina. Grazie ragazzi, buongiorno, buon lavoro. Allora, cominciamo con l'assessore Bottacin. Modelli previsionali, cifre, chi si prenota? Tosato? No. L'hai già fatta, può già rispondere. Allora, sulla base della risposta vediamo altre domande. Allora, il modello di previsione insomma, prevede ancora una crescita. Intanto specifichiamo una cosa, perché quando si dice il picco bisogna capire il picco di cosa, no? Perché abbiamo il picco dei contagi, quindi dei casi positivi, il picco dei ricoveri in ospedale, il picco delle terapie intensive e il picco anche dei decessi. Li ho elencati in quest'ordine perché sono esattamente in quest'ordine, cioè prima c'è il contagio, dopo qualche giorno
eventualmente nel caso in cui si dovesse manifestare, si manifesta la malattia e quindi poi se fosse di una certa gravità ci sarebbe il ricovero. Se la gravità diventa ancora più forte c'è il ricovero in terapia intensiva e a seguire purtroppo c'è la curva dei decessi, quindi sono delle curve che sono leggermente sfasate una rispetto all'altra, una che arriva dopo rispetto all'altra. Allora, allo stato attuale vedete che c'è sia a livello nazionale che anche a livello regionale un leggero rallentamento della velocità di crescita, cioè cresce ancora il numero di contagi, il numero di ricoveri, il numero di terapie intensive, però un po' più lentamente rispetto ad alcuni giorni fa. Questo significa che stiamo andando verso quello che è appunto il picco. Noi avevamo ipotizzato, monitorando anche quello che succede anche in altri paesi, in modo particolare alcune zone della Francia, alcune zone della Spagna, che hanno delle similitudini, adesso non sto qua a entrare nei dettagli rispetto a noi, e abbiamo visto che sì, abbiamo individuato, come si diceva, fra i 15 e i 20 la possibilità di raggiungere, 15-20 di novembre naturalmente, il punto massimo di contagi. E questo significa che fino alla fine di novembre ci attendiamo comunque una crescita di ricoveri in ospedale e in terapia intensiva. Come abbiamo già avuto modo di dire, ma viene confermato quotidianamente, il rapporto fra, o meglio, il numero di posti letto occupati in terapia intensiva rispetto a marzo è più basso, mentre invece quello di posti letto occupati in terapia non intensiva è più alto. Diciamo che allo stato attuale, per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, siamo più o meno al picco massimo, un po' meno del picco massimo che abbiamo raggiunto a marzo. Quindi se i dati sono ancora per i prossimi giorni in crescita, possiamo dire che prevediamo con questa ondata di avere un numero di ricoveri in ospedale più alto rispetto a quello che abbiamo visto nel giorno peggiore, quindi alla fine di marzo, nel giorno peggiore della prima ondata. Non so se ho risposto. Ci sono domande per l'assessore Bottacci? Direi di no. Allora passiamo all'assessore Lanzarin sulle case di riposo e poi chiudiamo. Grazie assessore. Ma sulle case di riposo continua il monitoraggio, io vi avevo già detto che il virus sta circolando molto, ci sono strutture che sono un po' dappertutto, quindi non è che ci sono USL che sono messe meglio e messe peggio, dove il virus è entrato in maniera forte sia tra i pazienti, gli ospiti scusate, però tra virgolette il dato positivo è che tanti sono asintomatici, quindi insomma non hanno sintomi. Infatti i ricoveri sono pochissimi rispetto al numero totale dei contagiati dentro le case di riposo, non sono in percentuale molto alta. Vedevo se mi mandavano la tabella, non ce l'ho, però eventualmente gliela mandiamo per il pomeriggio, quindi così avete anche i dati proprio complessivi e questo è positivo. Ci sono però, il problema oggi è quello degli operatori positivi e quindi infetti, che sta mettendo a dura prova all'interno la tenuta dei sistemi. Quindi stiamo negli incontri di questa mattina, abbiamo intanto alcune aziende stanno già andando in soccorso, prestando ove possibile, però sono messe male anche le aziende, operatori, ossia OS e infermieri, però non sono messi benissimo. Stanno chiedendo anche ai privati, alle strutture ospedaliere private, come abbiamo chiesto a marzo ed aprile, visto che voi sapete sono rientrati nella sospensione delle attività anche loro all'interno delle strutture ospedaliere private convenzionate, anche a loro stiamo chiedendo se possibile, di far girare un po' di personale all'interno delle strutture extra ospedaliere
e abbiamo anche coinvolto la cooperazione sociale, quindi sia Fede Solidarietà che Lega Coop, per capire se fanno indagini di mercato veloci, come abbiamo fatto sempre nel periodo nella prima fase, per cercare di avere personale da inviare all'interno delle strutture. E stamattina con i direttori generali ci siamo raccomandati sullo screening puntuale, ossia gli 8 giorni per gli operatori, perché questo permette di far sì che manteniamo più pulite, ma soprattutto manteniamo più attivi più operatori possibili, se riusciamo a intercettarli prima. Voi sapete che noi forniamo le strutture di tamponi rapidi e poi le strutture al proprio interno fanno i tamponi. Per gli operatori, quindi per i 30.000 operatori, ogni 8 giorni, come per gli operatori del sistema sanitario, terapie intensive, malattie infettive, pronto soccorso, per gli ospiti ogni 20 giorni. Sono 32.000 gli ospiti, 30.000 più o meno gli operatori, 330 le strutture. 330. Vanzan, domanda? Era per capire, Assessore, buongiorno, se ci sono percentuali sul tasso di malattia tra gli operatori, cioè quanti malati sono a casa in quarantena? Allora, l'ultimo dato che avevo io, che però era quello del 6, quindi non ho la tabella aggiornata, il dato del 6, ma ve la fornisco nel pomeriggio, è di 557 operatori su 31.469, pari all'1,8%, ma vi do la percentuale nel pomeriggio. Sì, oggi vi arriva aggiornata. Nel pomeriggio vi do la percentuale aggiornata. E che soluzioni ci possono essere, Assessore? Cioè, se non si trova personale? No, la soluzione è quella che c'è del personale delle aziende che sta andando in supporto, no? Quindi, avendo ridotto anche un po' di attività all'interno degli ospedali, qualche personale riescono alcune strutture a mandarlo, però voi sapete che ci sono anche tanto personale infettato anche all'interno del nostro ospedale e quindi non sempre riescono. C'è la richiesta ai privati ospedalieri di inviare eventualmente il loro personale, però tipo vi faccio un esempio: stamattina ho sentito il Don Calabria di Negrar, che comunque non sono un Covid hospital, però comunque stanno aumentando i posti letto sia in terapia intensiva, sia in semi-intensiva, sia in malattie infettive, e poi loro sono IRCS per quanto riguarda le malattie tropicali, quindi per quanto riguarda le infezioni sono sicuramente molto attrezzati. Però mi dicevano che hanno 75 persone a casa positive, quindi anche loro sono in difficoltà all'interno della struttura. Quindi è chiaro che navighiamo un po' a vista così. Stiamo percorrendo tutte le strade possibili, quindi cooperazione sociale, alcune strutture so che hanno scritto direttamente, abbiamo chiesto anche noi, la Croce Rossa, Associazione di Volontariato, che mentre per tamponare, se ci sono anche persone in pensione, in quiescenza che possono andare, oppure quelle che prestano volontariato, finché non riusciamo a ristabilire. È chiaro che gli operatori che sono positivi infetti, in teoria, poi bisogna capire la positività quanto rimane, però in 10 giorni dovrebbero anche tornare, però dobbiamo un po' giornalmente capire e verificare questa cosa. E l'ultima cosa che vi dico, stiamo predisponendo un altro invio diretto alle strutture tramite Azienda Zero, l'abbiamo fatto 15 giorni fa con mascherina FP2, in cui sono arrivate un tot di mascherine per ogni posto letto in tutte le strutture, e stiamo predisponendo un invio di mascherine chirurgiche e anche di altri DPI tipo camici eccetera. Prigioni. Buongiorno, oggi purtroppo c'è un picco di persone che hanno perso la vita, 46. Quante sono ascrivibili a ospiti delle case di riposo? Quanti invece sono... Non ho il dato, proviamo se volete ricostruirlo. Perché lei prima diceva che sono pochi ricoveri, quindi... Di sorveglianza ce l'hai? 7 case, ieri 7 di case di riposo, quindi gli altri no. Quindi 7 per differenza. Grazie. Sì. Grazie. 7 su 46. No, la cosa positiva
positiva, insomma, se si può dire positive, perché insomma per quello che stiamo vivendo nulla è, tanto usiamo un altro termine, nulla è insomma diciamo buono da questo punto di vista, è che questa volta, almeno questo mi dicono, anche i clinici nostri che stanno entrando nelle case di riposo, che ci sono molti, cioè nel senso ci sono nuclei in cui arrivano anche ad avere 50 positivi, quindi tanti, 50-60, ma molti sono asintomatici, quindi riescono benissimo a rimanere, a essere assistiti. Nel protocollo di ieri sulle cure domiciliari abbiamo previsto l'ossigenoterapia anche per all'interno delle case di riposo, quindi insomma cerchiamo di avere appunto questi doppi filoni. Io a questo punto, colleghi, chiuderei qua, ci sentiamo domani, grazie. Eccoci, allora siamo nuovamente in diretta da studio. Avete sentito la conferenza stampa del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e degli assessori Lanzarin e Bottacin. Per quanto riguarda l'ordinanza, l'avete sentito dalle parole del governatore, bisognerà attendere ancora, non sono state date anticipazioni su quelle che saranno le misure che si intendono prendere per prevenire gli assembramenti nei fine settimana, appunto come si sono visti purtroppo nello scorso fine settimana. È in corso questo contatto con i governatori delle regioni in fascia gialla confinanti con il Veneto, quindi Friuli Venezia Giulia, quindi appunto l'Emilia Romagna, per stabilire delle misure condivise per prevenire scene appunto come quelle che si sono viste. Purtroppo, l'avete sentito dalle parole del presidente della regione, i dati di oggi sono dei dati drammatici, soprattutto per quanto riguarda i decessi. Siamo a 46 persone che nella nostra regione, il Veneto, hanno perso la vita a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono le ore più intense, più pesanti come mortalità, ha detto il presidente della regione Zaia. Ma anche per quanto riguarda i contagi, purtroppo i dati sono preoccupanti. Vediamo insieme la tabella dell'azienda Zero relativa al report dei contagi delle 8 di questa mattina. Allora i positivi della nottata sono 2004 appunto in Veneto, spicca il dato di Verona con 525 positivi nella notte. Infatti proprio su Verona, ha detto il governatore, la situazione è particolarmente difficile negli ospedali veneti. Sommando questi dati con quelli della notte arriviamo a più 3.000 positivi nelle ultime 24 ore. I ricoverati, vediamo il dato cumulativo per quanto riguarda i pazienti ricoverati in area non critica, nei reparti non critici, sono 1.773 in Veneto, più 77 rispetto a ieri, e sono 216 in terapia intensiva, più 6 appunto rispetto a ieri. Rimane poi questo dato drammatico sulla mortalità, abbiamo detto appunto 46 le persone che sono morte nella nostra regione nelle ultime 24 ore. Come ricoverati, ha detto il presidente della regione, siamo ai livelli del 30 marzo scorso come pazienti in terapia intensiva a quelli del 19 marzo. Siamo quindi ripiombati come dati nel periodo più critico, più buio del lockdown della scorsa primavera. Allora noi ora potremo fermarci per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, dopo torneremo in studio con lo spazio dedicato alla CGIL. Come ogni mercoledì si parlerà quest'oggi di scadenze fiscali e di bonus. Linea alla regia, quindi a tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta, siamo al consueto appuntamento del mercoledì con la CGIL. Quest'oggi parleremo di scadenze fiscali e di bonus. Come sempre naturalmente ricordo a tutti voi telespettatori che potete partecipare con le vostre telefonate per porre i quesiti ai nostri esperti. Allora il numero lo vedete in sovraimpressione, 0422 162 676. 4. Allora vi presento subito gli ospiti di quest'oggi per questa puntata appunto dedicata alle scadenze fiscali e ai bonus in scadenza in questo mese di novembre. Buona giornata a Monica Giomo, amministratore delegato di Servizi Treviso SRL. Buongiorno Monica, grazie per essere con noi. E poi abbiamo Graziano Basso, responsabile fiscale provinciale di Servizi Treviso, e Giuliana Maffei. Eccola qui, grazie. Allora buona giornata. Allora dicevamo, no, scadenze fiscali e bonus. Il CAF in questo periodo continua comunque a dare il proprio servizio nonostante insomma la difficile situazione sanitaria nella quale ci troviamo. Quali sono, Monica Giomo, le principali attività che svolgete in questo periodo? In questo periodo siamo impegnati su più fronti, sia quello delle dichiarazioni dei redditi, in particolare non più il modello 730 ma il modello redditi persone fisiche, e siamo in maniera particolare coinvolti con l'attività dell'ISEE, che di fatto sappiamo essere un'attività che viene gestita su 12 mesi. Qui da una settimana all'incirca la Regione Veneto, poi ne parlerà più ampiamente Giuliana, ha emanato un bando per il contributo affitti 2019-2020. Quindi questo ulteriore contributo, insieme a tanti altri, vede come requisito fondamentale per poterne beneficiare la predisposizione dell'ISEE. Quindi tante persone che hanno già l'ISEE predisposto, appurati quali sono i paletti, e poi appunto Giuliana li andrà a esplicitare, ne può fare richiesta. È chiaro che ci sono molti cittadini che in questi giorni si stanno rivolgendo alle sedi CAF per poter chiedere un appuntamento per preparare la dichiarazione ISEE. Questa è di fatto l'attività principale, ma ricordo naturalmente che il CAF è a disposizione anche per tutta un'altra serie di servizi, quali purtroppo la compilazione ad esempio della dichiarazione di successione, la predisposizione eventualmente di contratti di assunzione per chi ha bisogno di una colf piuttosto che di una badante, oppure la pratica per la gestione dell'amministratore di sostegno, e anche per chi è titolare di partita IVA. Sono tutti servizi che noi eroghiamo a tutti coloro i quali ne hanno bisogno, e diciamo che in questo periodo le difficoltà magari sono anche appunto dovute a questa situazione di difficoltà epidemiologica che magari vede alcune persone costrette a casa. Ecco, io ricordo naturalmente che il CAF CGIL dà comunque il servizio e tutto il sostegno necessario attraverso una applicazione che abbiamo predisposto ancora nei mesi della prima ondata di contagio, che è Digita CGIL. È un'applicazione facile per coloro i quali hanno uno smartphone chiaramente o un PC, e questo ci consente di continuare a comunicare. Speriamo chiaramente che la situazione non peggiori, portando eventualmente a chiusure più nette di quelli che sono i nostri uffici, però nel caso, insomma, come l'abbiamo fatto nei mesi passati, noi siamo pronti a dare sostegno anche a distanza per continuare appunto a beneficiare di quelli che sono sconti o bonus di cui in questo periodo a maggior ragione è necessario portare a casa in termini economici per integrare quello che è magari il reddito, che non sempre è magari pieno come lo era nei mesi in cui appunto non c'era questa situazione di difficoltà.
Certo, è chiaro, quindi è ovvio che è anche un momento di lavoro ancora maggiore per voi, no? Rispetto a tempi, diciamo, di normale amministrazione. Ma volevo chiedere, Monica Giomo, riguardo appunto alla situazione del Covid-19, a chi magari non ha proprio dimestichezza con le tecnologie, con le app, eccetera, penso magari a persone più anziane. Gli utenti continuano comunque a presentarsi anche presso i vostri sportelli in questo momento? Sì, le persone continuano a presentarsi e diciamo in tutta sicurezza, perché chiaramente ancora nei mesi di lockdown, quindi da marzo-aprile, tutti gli uffici del CAF della CGIL, così come chiaramente le camere del lavoro dislocate nel territorio della provincia, ci siamo attrezzati per fare in modo di fornire tutti quelli che sono i dispositivi di sicurezza previsti, e anche l'utente che accede quindi alle nostre sedi sa che entra in un ambiente sicuro, chiaramente insomma facendo anche lui attenzione a igienizzare le mani, alla misurazione della temperatura. Noi chiaramente provvediamo a sanificare e a pulire costantemente tutte le sedi con i prodotti appositi, quindi diciamo che da questo punto di vista posso rassicurare tutti coloro i quali accedono ai nostri uffici che fino a quando chiaramente insomma il governo lo permetterà, le sedi sono aperte, e quindi magari il contatto diretto, chiaramente attraverso il plexi e quindi con tutti i dispositivi che ho appena citato, ci consente magari di velocizzare quello che è la lavorazione della pratica, ma ripeto, poi qualsiasi situazione ci si presenti di fronte saremo in grado naturalmente di assistere tutti quanti tranquillamente, quindi chi ha bisogno di un appuntamento lo può fare tranquillamente chiamandoci allo 0422 40 91 tasto 2 risponde il CAF, oppure anche inviandoci una mail. Il nostro sito cerchiamo di aggiornarlo sempre costantemente, anche a seguito appunto di questa ultima tornata diciamo di bonus e di informazioni legate appunto al decreto di Ristori bis, e niente, e quindi siamo a disposizione per tutti coloro i quali hanno una necessità. Ecco, allora accennava prima Monica Giomo a queste richieste che vengono da parte di molte persone, no, per quanto riguarda il rinnovo del reddito, della pensione di cittadinanza, che sono scaduti, no, dopo i 18 mesi la domanda va rinnovata. Quindi che cosa bisogna fare? Magari Giuliana Maffei ci può rispondere in questo, no? Perché immagino che soprattutto in questo momento anche di particolare difficoltà economica di molti lavoratori, di molte imprese, di molte aziende, ci sia parecchio lavoro da fare anche in questo senso, no? Sì, effettivamente nel mese di ottobre abbiamo iniziato a gestire tutte le domande inerenti a questi cosiddetti rinnovi, che non sono veri rinnovi, ma sono domande nuove, e ne abbiamo fatti diversi. Cosa vuol dire? Allo scadere del 18° mese compiuto di percezione di questo contributo, il cittadino, se permangono comunque i requisiti per poter usufruire di questo beneficio, di questo contributo, può rifare la domanda nuova per poter usufruire nuovamente per altri 18 mesi di questo contributo. Logicamente, se nel corso dell'anno e nello specifico nel momento in cui viene presentata la domanda si percepiscono dei redditi, bisogna comunque andarli a indicare in domanda, e poi il contributo sarà riproporzionato in base a quanto percepito come reddito da lavoro dipendente. Diciamo che abbiamo avuto una notevole richiesta nel mese d'ottobre per quel che riguarda le domande fatte a marzo e scadute col mese di settembre, 18 mesi, quindi a ottobre hanno fatto la domanda, e adesso verso fine mese dal 20 al 25 dovranno ricominciare, se comunque permangono i requisiti, a prendere di nuovo il contributo del reddito di cittadinanza. Nel mese di novembre andremo a lavorare le domande le chiamiamo rinnovo, ma ricordiamo che è una nuova domanda a tutti gli effetti, per quei soggetti che avevano presentato la domanda lo scorso anno ad aprile. Se
comunque c'è stata una sospensione per qualsiasi motivo di questo contributo del reddito di cittadinanza. Non è che se io rifaccio una domanda poi mi ripartono da 0 a 18 mesi, vengono sempre sommati. Io ad esempio l'ho percepita il contributo nel mese per tutto l'anno 2019 e poi ho fatto l'ISEE, ho aggiornato l'ISEE a inizio 2020 e non avevo i requisiti, ad esempio superavo i 9.360 euro di ISEE e ho fatto e non avevo, li superavo, quindi non avevo più diritto. A agosto ho rifatto un ISEE corrente, quindi ho aggiornato i redditi agli ultimi 12 mesi, vi ricordate, ne avevamo già parlato in precedenza di questa facoltà che viene data di presentare un ISEE corrente. Perché magari insomma la mia situazione personale economica è cambiata, ho perso il lavoro, ho chiuso l'attività, insomma non so, qualcosa in questi mesi è cambiato. Ottimo, perché l'ISEE si riferisce ai redditi 2018, invece l'ISEE corrente mi permette di guardare i redditi più vicini degli ultimi 12 mesi, in alcuni casi 2 mesi. Ho presentato un ISEE corrente ad agosto, per cui posso ricominciare, e l'ISEE corrente mi abbassa l'ISEE, per cui vado sotto i 9.360 euro, riprendo il reddito di cittadinanza, sommerò le mensilità percepite nel 2019 alle mensilità adesso che andrò a percepire da agosto 2020 e allo scadere dei 18 mesi dovrò fare un'altra ulteriore domanda. Quindi non è così automatico e così semplice il rinnovo di queste domande di reddito di cittadinanza. Cosa importante che a volte sfugge, il reddito di cittadinanza allo scadere dei 18 mesi va rifatto, la pensione di cittadinanza invece non ha una sospensione. Ripartono senza nessun mese di sospensione in automatico, senza presentare nessuna ulteriore domanda, gli ulteriori 18 mesi per poter percepire nuovamente di questo contributo. Quindi il pensionato, diciamo, non deve fare niente, va in automatico il rinnovo, probabilmente, immagino, perché si presume che non abbia variazioni di quella che è la sua situazione reddituale, evidentemente, presumo di sì. Presumo di sì. Ecco, per quanto riguarda il contributo invece affitti, ne accennava prima Monica Giomo, proprio un flash, no? Ci sono delle novità proprio di questi giorni, Giuliana Maffei? Sì, era da 5 anni che la Regione Veneto non faceva più un bando per il Fondo Sociale Affitti e diciamo che la delibera, la prima del 2019, è dello scorso anno, verso l'autunno. Quella per il 2020 è stata pubblicata ad agosto 2020 e viene data la possibilità ai cittadini che risiedono nella Regione Veneto di richiedere un contributo, il cosiddetto Fondo Sociale Affitti, se si ha un ISEE inferiore a 15.000 euro. Le domande si potranno fare a partire quindi sono già partite, dal 9 di novembre e fino all'11 di dicembre. Ci sono altre cose da verificare all'interno del nucleo familiare, non devono essere posseduti dei patrimoni immobiliari, quindi case o quote di esse per un importo superiore ai 26.776 metri. Poi ci sono dei paletti per quel che riguarda i metri dell'abitazione che dovrebbe essere per nuclei familiari di 3 persone non superiore ai 95 metri, per ogni ulteriore persona oltre alla terza viene incrementato di 5 metri la superficie netta calpestabile dell'alloggio. Quello che consiglio io comunque è sempre innanzitutto di fare l'ISEE. Bisogna rispettare il requisito numero 1, avere un ISEE inferiore ai 15.000 euro. Poi conviene sempre fare la domanda che può essere fatta dai comuni oppure dai CAF convenzionati. Quest'anno c'è un'opzione in più, però io consiglio sempre, quando uno non ne sa di norma, potrebbero anche farla i cittadini online, perché è una cosa che ha messo in piedi la Regione Veneto, e se qualcuno si sente di farlo può anche farlo, però io consiglio sempre di andare dai professionisti che sono preparati per farlo, che magari poi per una sfumatura si perde, una sfumatura tecnica, diciamo, si perde un contributo quando ci sono persone preparate e preposte a poter fare queste pratiche. Comunque i tempi sono ristretti,
Stiamo avendo già richieste di appuntamenti per poterli elaborare e abbiamo già iniziato in questi giorni a elaborare le prime domande. Ecco, allora, novembre l'abbiamo capito, insomma, no, è un mese molto caldo sul fronte delle scadenze. Quest'anno ci sono anche questi bonus, un mese ricco di date e di scadenze fiscali da mettere in calendario. Abbiamo parlato della domanda del reddito di cittadinanza, ma poi c'è il reddito d'emergenza, c'è il bonus PC e tablet, le restrizioni Covid, il 730 integrativo, l'indennità Covid di 1.000 euro, alcune scadenze sono passate, altre devono ancora venire, altre ancora sono state rinviate al mese di dicembre, come per esempio la trasmissione del modello 770 del 2020. Insomma, bisogna sapersi destreggiare all'interno di tutte queste scadenze. Graziano Basso, per quanto riguarda la comunicazione del mancato conguaglio e del mancato prelievo del documento riepilogativo del risultato contabile del 730, che cosa bisogna fare? Vabbè, innanzitutto la cosa principale è che il dipendente e o il pensionato si faccia un autocontrollo della busta paga, cioè deve capire se ha pagato tutto quello che erano le pendenze dovute al 730 che ha presentato, oppure se ha ricevuto tutti i soldi che avanza. Naturalmente il problema fondamentale si ha quando si deve ancora pagare qualche residuo, perché scattano le sanzioni, mentre per quanto riguarda i crediti sono sempre percepibili. Però se il contribuente, sia esso pensionato sia esso lavoratore, fa una verifica su quanto percepito o quanto pagato in toto con le buste paga, qualora avesse fatto della rateazione, avesse previsto della rateazione con il modello 730, ha ancora tempo fino al 31/12 per poter fare in modo che noi possiamo attivarci per sollecitare l'azienda magari a scaricare il 730/4, che sarebbe il documento riepilogativo di cui lei parlava, che magari è sfuggito perché quest'anno è stato mandato in più tranche, magari l'azienda ha dimenticato di scaricare oppure non si è accorta che è arrivato l'avviso che era stato messo nel cassetto dell'azienda. Conseguentemente ci vuole sempre un doppio controllo, perché fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, diciamo. E poi ricordiamo sempre che qualsiasi forma di controllo ricade sempre sul contribuente finale. Conseguentemente il lavoratore, il pensionato deve sempre controllare se ha pagato tutto o se ha avuto tutto, perché dopo ci sono i termini per aggiustare. L'altro problema potrebbe essere che il 730 invece non viene conguagliato correttamente, perché magari si è andati in cassa integrazione e conseguentemente l'azienda non ha più le risorse per poter pagare, oppure si è in sospensione per quanto riguarda l'attività lavorativa e conseguentemente non ci sono buste paga sul quale fare il conguaglio. In quel caso eventualmente ci dovrebbe comunicare la posizione in modo che gli diamo i suggerimenti per verificare, in modo che gli eventuali crediti vengano messi poi nel modello CU, certificazione unica di quest'anno che verrà rilasciata a marzo dell'anno prossimo, oppure se c'è il caso di presentare un modello F24 appunto per sanare la posizione debitoria residua in modo da mettere in sicurezza il contribuente. Ecco, Graziano Basso, una delle date comunque sicuramente da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 30 novembre, data ultima di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Sì, infatti con il 30 novembre si chiude la partita delle dichiarazioni per quanto riguarda le dichiarazioni ordinarie. Praticamente è il termine ultimo per presentare la dichiarazione entro la scadenza ordinaria. I modelli redditi sono ancora in via di elaborazione, perché alla spicciolata ancora si presentano contribuenti che chiedono di presentare appunto la dichiarazione dei redditi perché non l'hanno fatto prima, un po' perché sono anche poverini, sono anche distratti da quelle che sono le scadenze che vengono fatte, vengono rese note, che magari non li riguarda, perché riguarda magari i titolari di partita IVA o i soggetti ad ISA o che sono coloro che hanno delle attività economiche, per cui non sono le persone fisiche, il lavoratore dipendente o quant'altro.
e conseguentemente magari sono distolti e pensano di avere un po' più di tempo per presentarlo. Le persone fisiche, ovvero il contribuente, il lavoratore, il pensionato che non abbia una partita IVA deve presentare la dichiarazione ordinaria entro il 30 di novembre. Se sfora il 30 di novembre non succede niente, perché entro il 2 di marzo può fare una dichiarazione tardiva, paga un 25 euro di sanzione per la tardività, qualora sia debito si paga il 3,75 dell'imposta dovuta a titolo di ravvedimento operoso, si sana la posizione. L'importante poi alla fine è non sforare il 2 di marzo, perché lì la dichiarazione viene omessa, viene considerata omessa, salvo proroghe da DPCM ulteriori, perché qua siamo sempre in agguato. Però in linea di massima la normativa dice che dopo il 2 di marzo quest'anno, del prossimo anno, non sarà più possibile presentare una dichiarazione con il paracadute, perché si è in sanzione, perché verrebbe considerata omessa. Certo, allora abbiamo una telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Parla col manette Raffaella. Buongiorno signora Raffaella, da dove chiama? Da Treviso. Prego, cosa voleva chiedere? Allora, mia moglie, parlo a nome di mia moglie praticamente. Sì. Mia moglie prendeva il tesoretto famoso dei 500 euro all'anno, insomma, no? Perché ha la minima come pensione. Pronto? Sì, prego. È arrivato, noi non abbiamo fatto la richiesta, si hanno mandato questi 500 euro all'anno come tesoretto, no? E l'anno 18 non l'hanno pagato, non so per il motivo. Allora, chi vuole rispondere per questa situazione? Penso sia necessario magari avere qualche informazioni in più in merito alla posizione della persona, quindi giustamente senza entrare nel dettaglio è difficile riuscire, è difficile dare una risposta generale, quindi se eventualmente possiamo essere di aiuto, se può lasciare il riferimento telefonico, volentieri, magari poi al termine dell'appuntamento di oggi chiamiamo e capiamo un attimo la situazione in modo tale da fare una serie di domande e magari riuscire a dare una risposta alla persona che ha appunto posto la domanda. Certo, allora guardi, lasci pure il suo contatto di telefono. Un attimo, noi abbiamo fatto ricorso col sindacato, col sindacato che insomma quello che ci fa il 7,30, no? Sì. Siamo andati a vedere anche all'INPS, mi hanno risposto che adesso loro sollecitano, tutti in regola hanno detto, che sollecitano, però al momento non sappiamo niente ancora. Quindi a maggior ragione. Abbiamo fatto ricorso anche all'INPS noi. Ecco, allora penso sia necessario, se ci dà qualche riferimento in più, capire dove ha gestito la pratica e sicuramente riusciamo magari con l'INPS e con i colleghi che appunto hanno gestito la pratica avere qualche informazione in più, ok, rispetto allo stato di lavorazione di quello che lei ha richiesto, va bene? Noi quindi non abbiamo nessuna pratica in mano, l'hanno fatta il sindacato. Guardi, allora facciamo così, lasci il suo numero di telefono che poi finita la trasmissione verrà contattato in maniera tale da chiarire meglio chi vi ha seguiti e quindi cercare di risolvere questa questione. Noi ritorniamo alle date da cerchiare sul calendario. Abbiamo parlato del 30 di novembre, ma ce n'è una che arriva anche prima, il 16 di dicembre, con i contributi INPS per artigiani e commercianti. Monica Giomo, anche questa è una scadenza da segnare in rosso e che in effetti sta creando anche parecchi malumori, perché magari ci sono delle attività che sono state costrette a chiudere in questo periodo, a ridurre gli orari, e quindi ci sono state anche delle modifiche. No? Vuole un po' spiegarci cosa sta succedendo? Sì, fa riferimento, scusi perché ho sentito l'audio un po' che andava e veniva. 16 novembre. Sì, allora, è una scadenza che coinvolge sicuramente chi appunto ha l'apertura di partita IVA, quindi
in questo caso sì, la normativa insomma è stata un po' si è vista un po' modificare in questo ultimo periodo e ha creato appunto un po' di scompiglio. Sì, noi stiamo seguendo questo aspetto per quanto ci riguarda con appunto la collega che segue i titolari di partita IVA, che è sicuramente insomma coinvolta e che sta appunto cercando di dare sì, un po' di chiarezza, di fare un po' di chiarezza per quanto le è possibile a tutti coloro i quali appunto si segue durante tutto l'anno su questo versante. Diciamo che c'è parecchia confusione, ecco, sicuramente. Ecco, non è previsto comunque al momento un rinvio del termine di versamento di queste quote? Al momento no, da quanto ci risulta no, è questo che appunto la collega sta cercando di tenere sotto controllo un attimo la questione, proprio per riuscire a dare una risposta certa a chi appunto è interessato e coinvolto da questa scadenza. Certo, allora per quanto riguarda le varie novità di quest'anno, insomma, relative alle iniziative di sostegno, diciamo, di bonus, dei cosiddetti numerosi bonus che ci sono, ce n'è uno relativo al rinnovo automatico dei bonus luce, gas, acqua e altre prestazioni, insomma, che sono state gestite durante l'anno. Giuliana Maffei, vuole parlarcene lei? Non vedo più Giuliana, sì, eccola qui, sì. Eccola. Eccomi qua, ho acceso il microfono ora. Allora, praticamente fino al 31 dicembre, più o meno dal 2009 che è in piedi questa agevolazione per le famiglie con ISEE bassi. Per il 2020 l'ISEE di riferimento per usufruire del bonus, cioè che è uno sconto sulle utenze idriche, elettriche e gas, per il 2020 bisogna avere un ISEE inferiore agli 8.107 e si ha uno sconto in bolletta. Fino ad ora, dal 2009 fino al 2020, per usufruire di questa agevolazione il cittadino doveva recarsi o presso i comuni o presso i CAF convenzionati con i comuni per poter fare la nuova domanda oppure per fare le domande di rinnovo. Dal 1 gennaio questa modalità sarà completamente diversa, quindi il cittadino non dovrà più fare domanda nuova oppure domanda di rinnovo, ma la modalità sarà automatica. Quindi quando un cittadino farà l'ISEE, i dati saranno automaticamente inviati al gestore che dell'energia elettrica piuttosto che acqua o gas, al gestore, come si dice, non mi viene adesso il termine, scusatemi, ma che prima era SGAT, adesso non sarà più SGAT, comunque c'è l'ente che gestisce, ARERA, scusatemi, ok, mi sfuggiva, ARERA, che gestisce tutte queste domande, gli arriveranno i dati dell'ISEE. E se questo nucleo familiare che ha l'utenza, ad esempio Maffei Giuliana ha un'utenza idrica, elettrica o gas, ha un ISEE tale per poter usufruire del beneficio, mettiamo che sia lo stesso anche il prossimo anno, 8.107,65, in automatico mi verrà riconosciuta o rinnovata questa agevolazione. Rimane in capo al CAF solamente la richiesta di bonus, che non è comunque collegato all'ISEE sinceramente, però entra sempre nel pacchetto di queste agevolazioni, i bonus disagio fisico, che sono quelle agevolazioni che vengono date alle famiglie che all'interno del proprio nucleo hanno soggetti che utilizzano apparecchi elettromedicali, che possono essere può essere anche l'ausilio, il masserasso antidecubito, piuttosto che il respiratore, piuttosto che altri apparecchi, insomma, che sono necessari per i soggetti che hanno disabilità. Questo rimane ancora in capo al CAF. Per quanto riguarda tutti gli altri bonus, quindi abbiamo detto energia, acqua e gas,
vanno in automatico, è sufficiente solamente fare l'ISEE. Quindi se si vuole usufruire di questa agevolazione, a inizio d'anno bisognerà fare l'ISEE, oppure se si deve rinnovare questo bonus perché è già stato fatto l'anno precedente o negli anni precedenti, bisogna comunque a inizio anno rinnovare l'ISEE, gli sarà, come si dice, prorogato comunque ugualmente pur non recandosi negli uffici comunali oppure in un ufficio CAF. Certo, allora abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto, buongiorno, chi parla? Buongiorno, parla Marcon da Estrana. Buongiorno. Io chiedevo informazioni per quanto riguarda il bonus tiroide. A mia mamma è stata riconosciuta ad agosto un'invalidità del 100% per un carcinoma alla tiroide, ma non l'indennità di invalidità. Ora, con l'attuazione di questo bonus tiroide, posso già sapere a priori se avrò diritto al bonus tiroide prima di intraprendere un'altra volta la strada della commissione invalidi, eccetera. Questo volevo chiedere. Allora, chi vuole rispondere dei nostri ospiti alla signora? Allora, se vuole vado io. Sì, certo. Visto che ho il microfono acceso. Sì. Allora, diciamo che sto guardando adesso in internet perché per fortuna e purtroppo questo è un periodo in cui abbiamo tantissimi bonus per tante cose. Dico per fortuna perché è un aiuto, purtroppo vuol dire che ci sono tante situazioni di difficoltà. Qua dice bonus tiroide, domanda e documenti necessari. Bisogna fare, il paziente riceverà per posta o via mail il verbale di visita inviato dalla commissione, lo riceverà in 2 copie, aspetti che mi è scappata la pagina e mi scappa la connessione, e dovrà fare comunque questa domanda sul portale dell'INPS. I soggetti, dice, il bonus tiroide spetta a chi soffre di 4 disturbi della tiroide, carcinomi tiroidei, gozzo, ipertiroidismo e ipertiroidismo. Si tratta di un assegno mensile di invalidità civile. Viene riconosciuto dall'Istituto Nazionale INPS in presenza di determinati tipi di disturbi, quindi sono questi 4, mi sembra di capire che la signora diceva che la mamma rientrava fra questi, e per ricevere l'indennità è necessario sostenere una visita dalla commissione medica, ricevere l'indennità e poi bisognerà farlo tramite INPS. Quindi bisogna rifare la trafila della commissione medica, se non ho capito male. Sì, se non ha ancora la certificazione sì. Comunque è una novità di fine settembre, primi ottobre, quindi è una cosa nuova. Eventualmente provi anche a sentire, presumo, il medico di condotta per fare la certificazione e dopo provare col patronato più che il CAF, perché questi tipi di agevolazioni collegati a disabilità e invalidità civile passano dal patronato INCA e non dal CAF. Certo, allora grazie intanto alla signora per averci telefonato. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta. Allora siamo con l'appuntamento consueto del mercoledì dedicato alla CGIL. Stiamo parlando di scadenze fiscali e bonus di questo mese di novembre, un mese, abbiamo capito, davvero di intenso lavoro, ma si sta anche già pensando a quella che è l'avvio della prossima campagna fiscale 7/30. È così, no Monica Giomo? Tant'è che state anche cercando personale che possa essere interessato a questo tipo di attività. Sì, come ogni anno abbiamo avviato appunto la richiesta di persone che hanno appunto interesse e piacere a partecipare ai nostri percorsi formativi che permetteranno poi chiaramente, che porteranno ad un'assunzione a tempo determinato, quindi stagionale, così come è prevista l'attività dei CAF, dal periodo indicativamente aprile fino a luglio, con la possibilità naturalmente di andare fino a settembre, dato che appunto da un anno a questa parte la scadenza della presentazione del modello 730 è stato consolidato a livello normativo, essere stata posticipata dal 23 di luglio al 30 di settembre. È un'opportunità secondo me da prendere un po' al volo, nel senso che il percorso formativo consente alla persona
che appunto vi partecipa di apprendere una serie di informazioni utili, non solo poi finalizzate alla appunto lavorazione, quindi predisposizione delle dichiarazioni dei redditi previo appunto assunzione, ma sono delle informazioni sicuramente utili proprio nella vita quotidiana, perché sapere che una spesa può essere portata in detrazione piuttosto che dedotta, o magari quali sono i lavori che possono essere portati in detrazione se uno appunto fa dei lavori di ristrutturazione piuttosto che di risparmio edilizio, sono indubbiamente tutti concetti utili che tornano appunto molto utili anche nella vita quotidiana di tutti i giorni. Le candidature possono essere appunto fatte attraverso l'invio di una mail con il proprio CV allegato a risorseumane@servizitelevisivo.it entro il 20 di novembre, dato che poi ecco, abbiamo anche la slide, se vuol farla vedere la regia, che così chi volesse anche segnarsi, ecco qui. Prego Monica. E diciamo i corsi di formazione iniziano appunto il 30 di novembre ed è per questo che abbiamo messo questo diciamo paletto temporale del 20 novembre, poi se qualcuno arriva un po' dopo, insomma il CV chiaramente noi lo acquisiamo e ripeto, se ci sono possibilità di inserire ulteriori candidature lo facciamo più che volentieri. È un primo step che appunto va dal 30 novembre al 17 di dicembre, chiaramente tutti i percorsi formativi, approfitto di dirlo, saranno tenuti a distanza, quindi da remoto, per usare un termine ormai consueto, in modo tale che comodamente da casa il candidato potrà seguire le lezioni a cui chiaramente noi avremo modo di dare dei documenti, un testo per poter appunto seguire e apprendere meglio quello che è l'ambito e la materia fiscale, da concetti base, che cos'è l'IRPEF, che cos'è un addizionale regionale e comunale, che appunto, ripeto, poi possono essere agganciati ad un sapere che può essere speso anche nel quotidiano, ad esempio per magari capire le caselle della propria busta paga, dove trovo scritto ritenuta IRPEF, sapere a cosa fa riferimento. I percorsi di formazione sono gratuiti e chiaramente noi chiediamo un certo impegno nel seguirli. Quello di dicembre è di fatto un percorso che vuole essere di selezione anche per la persona stessa, perché chiaramente la materia è un po' importante, un po' delicata e quindi magari non a tutti può piacere. I percorsi chiaramente poi si svilupperanno anche nei primi mesi del 2021, sempre naturalmente a distanza, in modo tale da assicurare anche una certa tranquillità dal lato appunto della situazione di emergenza sanitaria, e alla volta di metà aprile noi l'intenzione è quella di avviare appunto la campagna fiscale 2021 con la predisposizione dei primi modelli 730. Ricordo naturalmente che l'Agenzia Entrate metterà a disposizione chiaramente il flusso di dati contenuti nella famosa precompilata ai primi di maggio, ma chiaramente noi avremo cura di raccogliere queste informazioni e come sempre di andare a verificare naturalmente tutti i dati che il cliente appunto ci porta, per assicurargli una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. Quindi chi avesse piacere, siamo a disposizione in questo periodo per raccogliere le candidature. Bene, allora abbiamo un'altra chiamata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sono Natalina. Sì, prego, da dove chiama? Io chiamo da Torreglia. Sì, prego. Allora, io avrei bisogno di un'informazione. Io sono albanese con la cittadinanza italiana. E quasi 2 anni fa ho fatto i documenti e ho portato qua i genitori. Allora, io ho un problema perché, non so, è uscita una legge che quando passano i 65 anni non mi danno più il medico di famiglia. Allora, la mamma quando è arrivata qua era sotto di 65 anni, però siccome ha tanti problemi di salute non me la rinnovano più. E siccome adesso anche con il Covid io lavoro poco, mio marito ha perso proprio
non riesco neanche a pagarli, nel senso questi contributi. Ho un ISE di 6.200 euro, nel senso, e non so come fare per avere il medico. Monica Giomo, cioè, per avere il medico mi viene da pensare se ha provato a contattare l'ASL, cioè ha già fatto un passaggio per verificare cioè, qual è la condizione per poter richiedere il medico, qual è la difficoltà o l'ostacolo. Ha già provato? Io l'avevo fatto per la mamma perché era... Non ti sento, scusa. No, prego, noi la sentiamo, prego. Scusa, allora, all'inizio me l'avevano dato il medico. A maggio ha compiuto 65 anni. Poi a giugno hanno tolto, nel senso, non ha più il medico. Perché ha compiuto 65 anni. E devo pagare dei contributi per avere il medico. Monica, se si tratta Prego Graziano, se comprendi magari quello è il caso della signora, intervieni pure. Molto probabilmente si tratta dei famosi bollettino che si deve versare per i familiari e si tratta di un versamento di un SSN che viene fatto sul numero di componenti del nucleo familiare. È un po' quello che si utilizzava, presumo, quello per le regolarizzazioni. È un po', sì, si fa un po' fatica a capire, ma presumo sia quello il motivo, per cui finché era coperto entro i 65 anni e dopo bisogna fare questo tipo di versamento. Però per questa cosa, se lascia i dati, siccome è una cosa un po' delicatina, eventualmente cerchiamo di darle una risposta un po' più seria e parliamo perché sono cose anche personali e delicate, c'è la privacy su certe cose, non è bene dire in televisione. Lascia il numero alla regia e parliamo di questa cosa, perché presumo che si sani la posizione facendo un bollettino di conto corrente, versando questa cosa che le garantisce la restituzione del medico, però la vediamo assieme questa cosa. Ecco, okay? allora signora lasci tutti i suoi recapiti alla nostra regia, così poi insomma terminata la trasmissione verrà ricontattata e si cercherà insomma di aiutarla a risolvere questa situazione, a risolvere questo problema. Grazie. Allora Graziano Basso, approfitto del fatto che stessi parlando tu per chiederti delucidazioni relative a un'altra scadenza, non è proprio imminente di novembre, ma insomma è quella del 16 dicembre, altra data cerchiata in rosso sul calendario prima delle feste. L'IMU, esatto. Sì, per voi, per i normali cittadini è il 16 di dicembre, mentre per il CAF CGIL entro la settimana prossima deve aver ricalcolato tutti i modelli F24 per fare in modo che dai primi di dicembre siano a casa dei nostri contribuenti, e parliamo di migliaia di posizioni. Quindi voi state già lavorando a pieno ritmo su questo? Sì, proprio oggi abbiamo provato a fare le prime prove di ricalcolo massivo, ovvero abbiamo dovuto aspettare, siccome diciamolo e ripetiamolo che con il 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, per cui un po' le carte sono cambiate nel gioco, sul tavolo del gioco dell'IMU, diciamola così, perché sono cambiate alcune regole, sono cambiate anche le aliquote, sono state maggiorate perché con la nuova IMU è sparita la Tasi che pagavamo fino all'anno scorso, quest'anno viene sommata l'aliquota dell'IMU, per cui tutto quello che valeva fino all'anno scorso quest'anno ce la siamo cavata fino a giugno, perché bastava fare il 50% di quello che si è pagato l'anno scorso. Ma poi sono sopravvenute le variazioni normative, per cui la maggiorazione dell'aliquota IMU imposta normativamente dal MEF, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto è cambiata la normativa. Poi i comuni potevano deliberare agevolazioni o adeguare le aliquote in più o in meno a seconda delle loro esigenze di bilancio, e conseguentemente entro il 31 ottobre dovevano deliberare. Per cui adesso il lavorone grande è quello di di aver preso tutte le delibere, metterle dentro il nostro calcolatore elettronico e ricalcolare tutte le posizioni in modo a garantire tutti i benefici
e purtroppo anche l'imposta da pagare ai nostri contribuenti che si sono rivolti a noi. Ma quindi la stessa in linea cosa di massima si va a pari o saranno dolori quest'anno? Ci sono delle condizioni per cui si andrà a pari, si potrà andare a pari, però sapendo che la copertina è stretta, qualcosina avranno aggiunto i comuni, a meno che non abbiano lasciato invariato l'IMU e abbiano giocato sulle addizionali comunali, perché abbiamo visto anche, facendo un po' la verifica, non tanto nel nord-est, ma in altre regioni c'è stato questo tipo di problema, ovvero hanno alzato lievemente le addizionali comunali piuttosto che a alzare l'IMU, perché come sappiamo c'è stato un periodo anche di elezioni e su queste cose magari era più lampante se alzavano l'aliquota dell'IMU. Chiusa la chiosa politica. Poi per quanto riguarda invece le condizioni un po' più debitorie, ecco, che vado a toccare un attimo quelle che sono le condizioni, si tratta quando si va a parlare dei contribuenti che si sono separati, perché è cambiata un po' la regola del gioco, nel senso che se siamo in presenza di genitori che si sono separati e coniugi che si sono separati, quest'anno la regola è che si ha l'agevolazione IMU prima casa se e solo se praticamente i figli sono ancora a carico o non sono economicamente indipendenti, per cui non è più come prima che l'agevolazione dava praticamente un diritto reale di godimento, un diritto personale di godimento, ovvero dava la possibilità di trattarla come abitazione principale. Per cui bisogna verificare un po' tutte queste posizioni e stiamo facendo appunto quello con i nostri contribuenti. Infatti gli abbiamo fatto un interrogatorio in più quest'anno, per cui chi non ha ancora fatto questo tipo di adeguamenti e quant'altro siamo a disposizione per dargli tutte le informazioni e fargli il ricalcolo dell'IMU entro il termine del 16 di dicembre, mentre per chi si è rivolto a noi gli arriverà a casa il modello F24 precompilato, ovvero compilato in tutte le sue parti, basta poi andare a fare il versamento. Quindi basta pagare, insomma. Bene, allora io vi ringrazio, è insomma terminato il tempo a nostra disposizione. Ricordo ancora, Monica Giomo, prima di chiudere, no, questi percorsi formativi di cui parlavamo per chi vuole partecipare, no, ai corsi relativi all'avvio della prossima campagna fiscale 730, risorseumane@servizitreviso.it. Questa è la mail, avete messo questo termine del 20 di novembre, no? Quindi insomma chi fosse interessato può approfittare subito di questa opportunità. Allora grazie mille per essere stati con noi anche questo mercoledì, grazie a Monica Giomo, grazie a Giuliana Maffei e a Graziano Basso, buon lavoro naturalmente a voi e naturalmente grazie a tutti voi telespettatori per averci seguito. Ci salutiamo come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buon pomeriggio. Il dono del sangue è un atto d'amore. Ti aspettiamo. Benvenuti al meteo. Sarà ancora l'anticiclone a comandare l'andamento del tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 11 novembre. Sul Veneto la cosiddetta estate di San Martino verrà rispettata alla lettera. Avremo infatti una giornata decisamente soleggiata, solo con locali nebbie al mattino ma in rapido dissolvimento. Come vuole la tradizione, le temperature autunnali si faranno da parte, il clima infatti sarà mite con valori minimi tra 3 e 7 gradi, massime invece tra i 13 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo una bella giornata di sole con cielo sereno o al massimo velato, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime fino a 8 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove la situazione sarà simile, bel tempo salvo per locali addensamenti, specie sui settori settentrionali della regione ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime sui 3-4 gradi, massime fino ai 15 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Se puoi, dona, se non puoi, spargi la voce.